ritrovati come sempre all'edizione straordinaria di Antenna 3. Vi ricordo che alle 12:30 avremo con noi in diretta il presidente del Veneto Luca Zaia. Questa mattina è ora impegnato in un incontro online con il generale Figliuolo e tutti gli altri presidenti di regione per fare il punto sulla campagna vaccinale, anche alla luce della nuova variante Delta. Una variante che ormai stiamo imparando a conoscere anche in Veneto. Sono 3 i focolai in tutto il Veneto, circa una settantina i casi. Sapete, il primo esploso proprio al camp di Isola Verde del rugbista Mauro Bergamasco, che è stato dunque costretto a fermare questi centri estivi proprio perché la variante Delta di fatto è esplosa, contagiando parecchi bambini, genitori e operatori del centro estivo, e di questo parleremo tra pochissimo. Ma poi c'è anche l'altro grande tema, quello della mancanza di vaccini per offrire davvero una copertura totale a tutta la popolazione del Veneto. Devono arrivare nuove forniture, soprattutto di Pfizer, per garantire la vaccinazione soprattutto agli under 60. Parleremo di questo tra pochissimo. Zaia qui con noi in diretta ci darà tutte queste notizie. Intanto vi diamo alcune notizie di cronaca con cui si apre questa giornata. Partiamo da Venezia, perché il corpo di una persona morta, probabilmente per annegamento, è stato trovato stamane all'isola della Giudecca. La corrente stava portando il cadavere verso est. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo natanti, che hanno portato il corpo a terra nei pressi del Redentore. Ancora ignota l'identità della vittima. Se ne verremo a conoscenza, ovviamente ve ne daremo conto nel corso di questo notiziario. Vi ricordo che come sempre, come ormai ogni giorno, staremo insieme fino alle 14:30. Un'altra notizia: l'incidente mortale lungo la Feltrina di ieri alle 17:30. Siamo all'altezza della frazione di Castagnole. Gabriella Conta ha perso la vita, aveva 73 anni, componente della segreteria della FNP CISL di Treviso Belluno, uscita autonomamente di strada mentre era alla guida della sua automobile. Forte l'impatto, la macchina è finita contro il muso nella canaletta senza acqua che corre lungo la strada, e nonostante l'airbag sia comunque scoppiato, l'anziana alla guida ha riportato delle ferite molto gravi. Sul posto il SUEM 118 e immediato è arrivato in mattinata il cordoglio di tutta la CISL Treviso e Belluno, con il segretario generale dei pensionati Franco Marcuzzo, che ha detto: avevamo fatto riunione di segreteria come ogni settimana e ci eravamo lasciati con serenità come sempre. Poco dopo è avvenuta questa tragedia. Gabriella era stata riconfermata da poco in segreteria, era una brava persona, sempre disponibile, dirigente impegnata e sempre pronta a dare la sua disponibilità per la Federazione dei Pensionati. Intorno alle 13:30 avremo con noi ospite Massimiliano Paglini, segretario della CISL Belluno Treviso, che ricorderà Gabriella e con il quale parleremo anche dell'altro grande importante tema, soprattutto per la nostra regione, dello sblocco dei licenziamenti. Ma do il benvenuto intanto al nostro primo ospite, Stefano Cecchin, FISM Treviso. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, grazie per essere con noi. Oggi è il 1° di luglio, si chiude un ciclo per le scuole dell'infanzia che di fatto lei rappresenta insieme ai nidi. Ieri, 30 giugno, ultimo giorno di lezione per i piccolissimi, si va avanti ancora per quelli del nido, mentre per l'infanzia partono i centri estivi. E di centri estivi stiamo parlando in questi giorni proprio per il caso di casi di positività di variante Delta scoppiati a Chioggia. Intanto le chiedo subito un commento sul caso Isola Verde, sul camp di Chioggia, proprio perché oggi partono i centri estivi in tutto il Veneto, peraltro, con i ragazzini, quelli più piccoli. Sì, fatalità ieri l'ufficio scolastico regionale assieme alla regione del Veneto ha pubblicato le linee guida per la gestione degli aspetti connessi alla sicurezza, sia all'interno delle scuole, perché le scuole, diciamo, dalla primaria in su attivano tutta una serie di percorsi di recupero dei ragazzi eccetera, alla luce anche della pandemia e dei lockdown, della didattica a distanza eccetera. Per quanto riguarda invece i bambini, diciamo i ragazzi più piccoli, 0-6 anni d'età, le linee guida sono quelle appunto regionali, pubblicate peraltro ieri appunto dall'ufficio scolastico regionale del Veneto, che riguardano anche appunto i centri estivi, cioè le linee di indirizzo di gestione dei contatti di Covid-19 all'interno delle scuole e dei servizi per i minori, va bene? Lì c'è una nuova indicazione per la gestione dei contatti
dei casi positivi, diciamo, all'interno dei centri estivi e dei servizi educativi 0-3, perché appunto, come diceva lei, gli asili nido proseguono anche su luglio, mentre le scuole dell'infanzia, avendo terminato praticamente il 30, da oggi, 1° luglio, iniziano appunto con i centri estivi, e su circa 1000 scuole dell'infanzia associate a livello regionale, associate alla FISM, abbiamo circa il 60% di queste, circa 600, che attivano appunto i centri estivi. Gli asili nido proseguono tutti e ne abbiamo circa 400 asili nido che proseguono l'attività su luglio, e alcuni, quelli della Riviera e quindi quelli interessati dal fenomeno turistico, ovviamente vanno avanti anche su agosto. Cosa significa? Quali sono gli elementi di novità da considerare alla luce anche di quello che è capitato, come dicevate prima, nel centro estivo camp legato al rugby? Gli elementi di novità sono che in presenza di un caso positivo, il SISP, quindi il servizio dell'ASL che segue le scuole, i servizi, i centri estivi sul fronte epidemiologico, va bene, prevede subito un primo test di screening a tutti i partecipanti, a quella sezione, a quel gruppo, a quella bolla epidemiologica. Quindi tutti i bambini adesso saranno soggetti allo screening nel caso di un caso appunto positivo, cosa che prima non succedeva, venivano semplicemente inviati tutti in quarantena. Adesso però si fa uno screening, appunto perché c'è la variante Delta e bisogna capire effettivamente la circolazione delle varianti e fare in modo, vista la pervasività della dinamica proprio di contagio, per cercare di bloccare ovviamente la variante sul nascere, ovviamente la si cerca di circoscrivere facendo lo screening a tutto il gruppo nel caso di un bambino positivo. Ma senta Stefano, c'era un modo secondo lei per prevenire quello che è accaduto a Chioggia? Allora, col senno del poi bisognerebbe vedere se quello che è capitato a Chioggia ha a che fare con un camp, chiamiamolo centro estivo, che vede anche il pernottamento dei bambini. Allora in quel caso là sì, nel senso che se fosse stato così, mi vengono in mente ad esempio i campi scuola gestiti dall'Azione Cattolica, dagli scout, dalle parrocchie, dove i ragazzi dormono e quindi fanno una vita isolata, come un gruppo chiuso per una settimana, 10 giorni, 15 giorni, e quindi là sì varrebbe la pena, prima di partire per appunto il campo scuola, fare uno screening a tutti in modo tale da valutare, come viene fatto nello sport, calcio, basket, pallavolo, pallanuoto e così via, viene fatto uno screening prima di fare le partite, viene fatto uno screening settimanale in modo tale da cercare di capire se in quel gruppo chiuso c'è magari un ragazzo, un bambino positivo. Ecco, per quanto riguarda i centri scuola, i campi scuola, i campeggi appunto dei ragazzi, oppure quel camp, però non so se appunto dormivano, pernottavano o meno, forse sarebbe stato opportuno prevedere questo, ma insomma... Quindi lei pensa che forse si sarebbe arginato il problema se si fosse previsto per la partenza di ogni centro estivo, visto che se non sbaglio le prenotazioni sono settimanali per la frequenza dei bambini, ipotizzare una campagna di screening, anche se, ecco, lei ci conferma che gli operatori che lavorano ai centri estivi sono tutti vaccinati? Allora sì, la vaccinazione è proseguita tuttora, voglio dire, con le seconde dosi e altro, quindi ormai siamo alla copertura pressoché completa degli operatori. Per quanto riguarda i centri estivi dei bambini 0-6 anni, il problema di avere un gruppo chiuso in realtà non c'è. Perché? Perché i bambini restano magari dalle 7:30 fino alle 16 o alle 17:30, 18, però poi vanno a casa. Allora, non essendoci il pernottamento dei bambini, come invece può capitare sui campeggi, sui campi scuola e così via, lo screening iniziale all'inizio settimana di ogni singolo gruppo perde un po' di senso, certo. Perché appunto poi nella vita quotidiana, una volta che oltrepassano ed escono dal cancello della scuola e del centro estivo, qual è il comportamento? Ecco qui che entrano in gioco i genitori, quindi quel patto di corresponsabilità, di responsabilità reciproca, quei comportamenti corretti che si devono continuare a tenere, ecco, devono essere rispettati da tutti, va bene? Quindi questo sicuramente sui centri estivi, che appunto prevedono non un pernottamento e quindi non una chiusura della bolla epidemiologica del gruppo per una settimana. Siccome non è così, l'importante è in famiglia,
quindi in famiglia, quando poi esco con gli amici, con i conoscenti e così via, insomma fare attenzione perché appunto la variante Delta c'è, i bambini non sono vaccinati e teniamo presente che ai centri estivi e in generale anche alla scuola, all'asilo nido, i bambini non possono portare la mascherina sotto i 6 anni e la relazione è una relazione che non può essere mantenuta a distanza. Non si può dire a un bambino devi stare seduto, come succede dalla primaria in su, per 6 o 8 ore al tuo posto. Non funziona così. Senta, che percentuale, cioè non c'era l'obbligatorietà per il vaccino per gli operatori, per chi lavora al centro estivo, oppure sì, per voi che di fatto li avete organizzati? È stata una, diciamo, un lasciapassare che avete chiesto in fase di arruolamento? Assolutamente sì, quando attingevamo a nuovo personale, quindi quando si andavano ad assumere delle educatrici ex novo, nel senso che servivano qui ed ora per l'attivazione del centro estivo, laddove abbiamo utilizzato personale scolastico, previo accordo appunto con loro e su base volontaria, anche lì abbiamo cercato di utilizzare il personale ovviamente già sottoposto a vaccinazione e quindi diciamo che i centri estivi, da quello che ci risulta, sono assolutamente coperti da personale che volontariamente il contatto con bambini che non portano la mascherina e che non mantengono la distanza e che vogliono anche una relazione di contatto, un abbraccio, vogliono essere sollevati da terra, se c'è da pulire il mocio a un bambino lo si deve fare. Allora tutto questo vuole assolutamente che il personale venga protetto, venga messo in sicurezza e questo l'hanno ben capito. E quindi... Tutte le azioni per la messa in sicurezza sono azioni che a voi sono costate. Questo è stato un anno difficilissimo che si è appena concluso, vi sono costate. Voi state promuovendo una petizione per chiedere una sorta di parità, no? Che di fatto possa raccontare come i bambini siano tutti uguali, quindi quelli che lavorano, che frequentano gli istituti paritari, quelli che frequentano gli istituti comunali. Ci deve essere una sorta di parità. Che cosa chiedete di fatto? Di fatto servono risorse, nel senso che la legge sulla parità scolastica è del 2000, quindi sono passati 21 anni, ma è una legge vuota, nel senso che poi la parità è solo sulla carta, è prevista dalla legge, ma non si è dato gambe e consistenza appunto alla legge, alle previsioni, garantendo ai gestori che attivano appunto un servizio scolastico inserito nel sistema pubblico di istruzione, va bene, e tra l'altro non profit, senza scopo di lucro, va bene, di poter fare quello che fanno ormai da 200 anni a sta parte, perché le prime scuole che sono nate in Veneto, scuole materne, allora si chiamavano asili nido, risalgono al 1822. Le scuole, voglio dire, più giovani all'interno del nostro mondo risalgono a inizio Novecento. Con rispetto parlando, le scuole dell'infanzia nascono nel 1968. Quindi abbiamo una tradizione di sussidiarietà, di intervento del privato sociale, delle comunità che hanno voluto dare un'opportunità ai bambini e ai loro figli, un futuro migliore, va bene, che è eccezionale. Va mantenuta, servono risorse. Essere sostenuti allora, che cosa vi permetterebbe di fare in più? Beh, allora, questa è una buona domanda, una bella domanda, la ringrazio. Quest'anno, ad esempio, da 2 anni a questa parte, il MIUR, quindi il Ministero, lo Stato, permette di formare delle classi su base 15. Cosa significa? Significa avere poi in sostanza delle sezioni riconosciute, delle classi riconosciute e finanziate dallo Stato con una parte di quello che serve, va bene, e quindi riuscire a non avere classi pollaio di 27, 28, 29 bambini, ma avere classi umane, 20, 22 bambini al massimo, dove poter avere un rapporto proprio della docente con i minori che le sono affidati, un rapporto proficuo, nel senso che riesca appunto a fare docenza, a istruire, a educare e così via. Quindi le risorse che servono appunto per quello. Il Covid ha segnato una linea di demarcazione fra un prima e un dopo. Non si può tornare indietro rispetto a quello che abbiamo fatto da 1 anno e mezzo a questa parte. Cioè abbiamo formato ormai sezioni da 20, 21, 22 bambini al massimo. Questo è stato fatto sia all'interno delle scuole paritarie, sia anche all'interno delle scuole paritarie comunali e paritarie statali all'interno dei comprensivi. Non possiamo tornare indietro, quindi allo Stato diciamo subito le risorse che serviranno da settembre in avanti, perché qua stiamo raschiando il fondo del barile, servono appunto per garantire questa qualità nell'insegnamento, questo rapporto ottimale con i bambini.
teniamo conto che abbiamo sempre di più la presenza, e dico anche finalmente, va bene, di bambini certificati e disabili all'interno delle nostre scuole, nel senso che ormai vedono le scuole come assolutamente accoglienti, come scuole che integrano, come scuole che accolgono in modo competente anche i bambini appunto disabili, e questo è un gran valore perché abitua tutti i bambini, tutta la scuola a essere inclusiva. Anche qui servono risorse, non possiamo farcela da soli, ma bisogna mettere al centro i bambini, prima vengono loro, i bambini soprattutto che hanno maggiori bisogni rispetto agli altri, va bene, bisogna lavorare sulla formazione continua degli insegnanti, bisogna lavorare nella relazione con le famiglie, nel far crescere questo rapporto consapevole con i genitori. Un altro elemento di novità che il Covid ha, ahimè, ha provocato anche positivamente è stato che abbiamo ritrovato i papà. I papà che prima non partecipavano alle riunioni perché alla sera magari erano occupati oppure al pomeriggio non si potevano liberare e sembrava che la questione dei figli, l'educazione e l'istruzione dei figli fosse una cosa esclusivamente riservata alle mamme, ma chi lo ha stabilito? Bene, dall'anno scorso, da marzo dell'anno scorso, noi abbiamo ritrovato i papà perché a distanza, come stiamo facendo adesso, i papà potevano essere raggiunti a qualsiasi ora e in qualsiasi luogo. Li abbiamo ritrovati e questo è stato una gran cosa che è capitata. Il Covid ha cambiato sicuramente anche le famiglie. Stefano, la devo lasciare, abbiamo una notizia da mandare assolutamente, poi alle 12:30 avremo qui in diretta il Presidente Zaia. Grazie per essere stato in nostra compagnia, faremo veicolare il vostro appello come FISM e parleremo ovviamente ancora di questa necessità di foraggiare la scuola, perché è proprio dai più piccoli che nascono gli uomini di domani, uomini e donne di domani e quindi la società del domani. Grazie Stefano Cecchin, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e prima i bambini. Prima i bambini, arrivederci. E allora a questo proposito subito a Padova con il servizio della redazione, perché abbiamo appena nominato il camp di Mauro Bergamasco, appunto quello di Isola Verde dove c'è stato il contagio. Ebbene, è stato sospeso definitivamente, l'attività del campus di Isola Verde è stata sospesa. Vediamo. Una decisione sofferta ma presa con il solo scopo di tutelare i ragazzi e le famiglie in questo momento delicato. Così, in una nota ufficiale, il campione di rugby padovano Mauro Bergamasco ha confermato la volontà di annullare il campus estivo di Isola Verde. L'ultima settimana di attività era prevista dal 4 al 10 luglio, ma alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi con il contagio da Covid di un gruppo di piccoli partecipanti e di 2 educatori positivi alla variante Delta del virus, si è deciso di sospendere le attività presso il villaggio Isamar. Al momento continua la quarantena per i partecipanti e per tutto lo staff. Nonostante siano stati rispettati tutti i protocolli, la variante Delta ha contagiato dei bambini e l'annullamento della settimana in corso ha permesso di contenere i casi. Ma per evitare altri rischi è stato deciso di annullare anche l'ultima settimana dedicata agli under 15 e agli under 12. Sappiamo troppo poco di questa nuova variante e il fatto che sia così sfuggente ai controlli non ci permette di rischiare a cuor leggero. Si legge infine nella nota diffusa dal gruppo Education e Sport di Bergamasco. 12:22, buongiorno, ben ritrovati, torniamo in diretta dallo studio e io vi presento, saluto e ringrazio per essere con noi, collegato telefonicamente Daniele Cassioli, campione paralimpico. Daniele, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, permettimi di introdurti brevemente. 25 titoli per te, campione paralimpico, ceco dalla nascita Daniele, e da questa, diciamo, disabilità tu hai creato, oltre ad aver raggiunto delle importanti vittorie nello sci nautico, tu hai creato anche dei progetti importantissimi per bambini non vedenti. Uno di questo sbarcherà, è già sbarcato a Padova, ma ci sono 2 nuovi appuntamenti con questa sorta di camp dedicato proprio a questi bambini. Ci racconti che cos'è Spazio al Gesto, Daniele? Assolutamente, diciamo che ho avuto la fortuna nello sci nautico, ma in generale nello sport, di trovare finalmente un ambiente in cui i miei talenti contavano molto di più di quello che mi manca, di quello che mi mancava, e questo è anche un po' in generale il messaggio e il percorso che ha intrapreso il Comitato Italiano Paralimpico da diverso tempo a questa parte. E il progetto di Realize Sport, che in questo caso è Spazio al Gesto, su Padova, ma in generale noi lo portiamo in tante parti d'Italia,
ha un po' questa ambizione, quella di riportare su un piano sportivo, su un piano proprio di esperienziale, quella che è la crescita di un bambino non vedente, ma più in generale mi verrebbe da dire di un bambino. Purtroppo a volte i ragazzi non vedenti sono immersi in un percorso che è più di tipo riabilitativo, in cui diciamo la maggior parte del tempo viene occupato dalla scuola e dal maggiore impegno che lo studio necessita se si studia e non si vede. Certo. E quindi questo rischia poi di lasciare indietro tutta un'altra serie di aspetti che oltretutto lo sport porta con sé, perché nello sport non c'è solo il gesto atletico, il gesto tecnico, ma c'è la possibilità di approfondire il rapporto tra pari, c'è la possibilità anche finalmente per un genitore di portare un figlio al campo sportivo, come magari già gli capita di fare con un bambino, con un fratellino vedente. Quindi all'interno dello sport noi abbiamo accesso a tutta una serie di esperienze che sono incredibilmente formative. Questo vale per chi non vede, ma mi sento di dire vale per tutti i ragazzi, per tutti i bambini che crescono e che vogliono crescere in armonia. Ecco. Allora Daniele, il tuo progetto si chiama Real Eyes Sport. Io ricordo che tu sei di Varese, quindi insomma non sei veneto, e questa volta hai scelto Padova insieme ad Assindustria Sport, poi c'è Fuori la Voce che ti segue nella comunicazione per portare appunto lo sport anche qui nella città del Santo. C'è stato un appuntamento il 5 giugno, ci vuoi ricordare i prossimi appuntamenti? Sì, mi preme dire che veramente a Padova, anche grazie all'amministrazione comunale, all'assessore allo sport Diego Bonavina e in generale a tutte le realtà, anche al Pala Indoor, insomma, che ci viene messo a disposizione proprio per questo tipo di attività insieme al Colbacchini, come già da lei citato, abbiamo trovato un terreno fertile, straordinario, che ci ha permesso anche lo scorso weekend di portare addirittura 17 bambini con disabilità visiva tutti insieme a divertirsi. Il prossimo appuntamento sarà il 10 luglio appunto proprio al Pala Indoor al mattino. È necessario, se ci fossero nuovi partecipanti interessati, comunque scrivere alla mail della segreteria che trovate anche attraverso i social, attraverso il sito del comune, o contattarci anche sui canali social miei o dell'associazione. E mi preme dire che appunto l'assessore Diego Bonavina non si è perso un appuntamento, anche il governatore Luca Zaia ci ha fatto arrivare un suo saluto con una lettera veramente bella e ricca, densa di significato, ed è bellissimo, perché io quando ho iniziato a fare sport sono entrato un po' dalla porta di servizio, no? In quanto atleta disabile, con disabilità, ma ai tempi eravamo Federazione Sport Handicappati, quindi immaginate quanto percorso è stato fatto. Certo. E avere al nostro fianco anche delle realtà del territorio che ci sponsorizzano, l'amministrazione locale, le società sportive, abbiamo fatto squadra come si dovrebbe fare sempre nello sport per portare questi bambini a fare attività. Ecco, avere a fianco tutta questa attenzione, questa sensibilità, ma devo dire proprio questo cuore e questa anche professionalità, per me è un orgoglio, ma mi sento dire tutto il territorio padovano e veneto in generale deve essere orgoglioso di questa iniziativa. Senti, allora Daniele, in bocca al lupo ovviamente e congratulazioni per quello che stai facendo, per quello che stai portando avanti, che non è solo sport ma sono tutti i valori che ruotano attorno allo sport. Brevissimamente voglio chiederti qual è il tuo ricordo di quando veramente anche da piccolo hai capito che lo sport faceva per te, nonostante questa disabilità che ti dava dei limiti rispetto agli altri, anche per lanciare un messaggio per tante famiglie che magari non hanno scelto di far frequentare uno sport al loro figlio perché magari appunto ha dei limiti. Io sono convinto che il mettersi in gioco, quando ci si mette in gioco, al di là della classifica finale, si vinca sempre. Quindi io ho capito che anche le ferite di un non vedente, di una persona con disabilità in difficoltà, si riemarginano, quindi anche se uno cade tranquillamente ci si rialza, e lo sport finalmente è un ambiente in cui una persona può far valere per ciò che ha, al di là di quello che manca. Tante volte mi è stato detto no, questo non lo può fare perché non vede, questo non si può fare perché appunto c'è una difficoltà. Ecco, la straordinarietà dello sport, e voi in Veneto siete veramente, ci sono un sacco di campioni paralimpici che lo possono testimoniare. Lo sport ci permette un po' di ripartire con la vita, uno trova un motivo valido per uscire di casa, per essere felice, per divertirsi con gli amici. Poi dopo viene il risultato sportivo al quale tutti teniamo, ma che non è in questo caso primario. La cosa importante è proprio che le persone escano di casa
si divertano e ritrovino un po' l'armonia col proprio corpo, anche se vogliamo con la propria disabilità, proprio grazie allo sport. Attraverso lo sport una persona può avere la percezione di essere utile, di potersi allenare, di poter migliorare e di avere dei compagni di squadra che magari hanno difficoltà addirittura peggiori, diciamo così, più complesse della nostra, che ci insegnano, che magari hanno già fatto il percorso prima di noi e ci possono insegnare, ci possono ispirare proprio al fatto che la vita vale la pena sempre viverla, al di là delle difficoltà che si ha. Già esserci è una fortuna e lo sport ce lo ricorda. Grazie Daniele, davvero grazie di cuore, in bocca al lupo per il tuo progetto ovviamente e complimenti alla squadra che di fatto ti sostiene e sta permettendo tutto questo. Ciao Daniele, grazie per essere stato con noi, arrivederci. Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie. Arrivederci. Allora, campione di sci nautico, cieco dalla nascita, avete visto ci sta portando questo esempio meraviglioso. Spazio al gesto sarà a Padova a partire dal 10 di luglio, come appunto avete sentito allo Stadio Colbacchini. Poi tutte le notizie le trovate ovviamente sui social network, anche sulla pagina del Comune di Padova che ha contribuito ad organizzare questi eventi. Si tratta appunto di 3 giornate dedicate all'atletica leggera per bambini non vedenti e il presidente Luca Zaia ha inviato proprio una lettera a Daniele e a tutta l'organizzazione per ringraziarli per questo impegno. Tra pochissimo il presidente sarà con noi, è una sua testimonianza e un ringraziamento per il grande impegno che Daniele, ma anche Assoindustria Sport e poi Banca Patavina, che di fatto ha finanziato questa iniziativa, ha permesso di realizzare. Dovremmo averlo collegato con noi il presidente Luca Zaia. Presidente, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Ha sentito, eravamo con Daniele Cassioli per parlare di Spazio al Gesto. So che lei ha inviato una lettera per insomma di fatto lodare, no? Un'iniziativa così importante, così bella, che insegna tanto anche il nostro Veneto. Beh, direi di sì, e che fra l'altro va nella direzione di dire che una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato e penso che questo sia grande valore. E poi nel mondo del volontariato poi ci sono tutte le sfaccettature, tutte le declinazioni, però questa è una regione che vive grazie anche alla tanta disponibilità, alla voglia di fare e ovviamente di aiutare che c'è in Veneto. Senta Presidente, so che allora, lei è reduce davvero da pochissimo di un incontro con gli altri presidenti di regione, il generale Figliuolo, il tema è quello della campagna vaccinale. Quali sono le novità che possiamo dare? Guardi, io non ho fatto questa riunione, sono reduce da un altro vertice con i direttori generali della sanità e glielo dico perché è fondamentale ricordare che in questa fase noi abbiamo voluto anche stamattina fare una grossa riunione con tutti i direttori generali della sanità e ho dedicato il mio tempo a questo. E perché? Perché senza fare allarmismi ci vogliamo occupare di questi nuovi positivi, di queste varianti che sono assolutamente sotto controllo, che sono nell'ordine delle cose, però è giusto seguirli ora dopo ora. Qual è l'andamento allora adesso? Come funzionerà la campagna di screening e secondo lei si poteva prevenire quello che è accaduto al camp di Isola Verde? Oggi partono i centri estivi in tutto il Veneto. Cominciamo col dire una cosa, che stiamo parlando di varianti. Il virus quando entra nell'ospite, cioè colonizza, diciamo, infetta uno di noi, replica, il suo genoma si replica e quindi, per dirla in maniera molto semplice, la sua carta d'identità ha delle piccole modifiche, no? Ad ogni passaggio da persona a persona c'è questa replicazione e il virus cambia. Cioè il virus che abbiamo noi oggi, il coronavirus di oggi, non è quello del febbraio 2021, perché è cambiato. Quindi questi cambiamenti che sono un po' come se pensassimo noi che siamo i pronipoti dei nostri nonni e dei nostri avi, avessimo gli stessi tratti somatici dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, dei nostri tresnonni. Cioè c'è un cambiamento, no? Perché nella replicazione e nella riproduzione accade questo. Allora cosa è accaduto? Accade che abbiamo molte varianti, abbiamo avuto quella sudafricana, quella inglese, quella brasiliana che è ancora presente e poi quest'ultima novità, la variante Delta, che è la variante indiana, la conosciamo dall'ottobre 2020. Ovviamente si è diffusa, tutte le varianti, diciamolo ai cittadini, diventano ubiquitarie. Cosa vuol dire? Che all'inizio c'è un esordio, no? Sono pochi che ce l'hanno, poi alla fine passa attraverso coloro che si infetteranno.
Qual è il tema? Sembra che la variante indiana, cioè la variante Delta, chiamiamola variante Delta perché adesso per non offendere nessuno si usano queste sigle, la variante Delta sia una variante che riesce a infettare anche con cariche virali basse. Cosa vuol dire? Vuol dire che è più facile prenderla. Qual è l'esito oggi in Veneto, per rispondere alla sua domanda? Sono 15 persone infettate, ne avremo probabilmente di più, poi si diffonderà, però la verità è che delle 15 persone infettate nessuno ha sintomi gravi, c'è una persona sola di 50 anni diciamo con cure importanti in ospedale, però fondamentalmente abbiamo asintomatici. Si poteva evitare, impossibile evitare questo, cioè chi vi viene a dire che si può controllare il tutto ci deve spiegare perché in Gran Bretagna hanno 26.000 contagiati al giorno, però anche qui bisogna dire continue notizie di gente che fa allarmismo, però vorrei ricordare che in Gran Bretagna è vero che hanno 26.000 contagiati al giorno, ma gli ospedali sono assolutamente, e questo è il report internazionale che è appena uscito qualche giorno fa, dicono che è vero che hanno tanti infettati, ma è altrettanto vero che non vanno in ospedale. Dopodiché la Gran Bretagna, vi ricordo, che fece la scelta, secondo me corretta, che in Italia non è stata adottata, di fare una prima dose a tutti piuttosto che fare il richiamo. Questo ovviamente ha esposto però per certi versi a possibili infezioni. Noi oggi abbiamo solo un caso di una persona che si è infettata, ovvero guarda caso la mamma di un bambino di 10 anni del camping Isamar di Chioggia, che si è infettata da quello che noi definiamo caso indice, del primo bambino, no? Suo figlio. Si è infettata, ma una signora che ha avuto 2 dosi di vaccino, però l'infezione che ha avuto non ha sintomi. Quindi potremmo anche dire che ad oggi in Veneto la variante Delta nei vaccinati, nella peggiore delle ipotesi, ad oggi in Veneto, ha dato come risultato la positività senza sintomi. Senta, ma che sta nelle cose, se ci pensa, poi mi zittisco, quando noi facciamo l'anti-influenzale, perché adesso sembra quasi che ci siamo dimenticati tutto, cioè non è che abbiamo la certezza matematica di non prendere l'influenza, ma abbiamo la quasi certezza matematica di non prenderla pesante che ci possa creare guai. Quindi è possibile che un vaccinato sicuramente possa prendere il virus e non sviluppare malattia, come accade per l'influenza, oppure prende il virus e sviluppa dei sintomi minimali che potrebbero essere il raffreddore, per dire, ma niente di più. I casi estremi nei quali ci sono sintomi da ricovero sono veramente estremi ed oggi non sono assolutamente calcolabili. E qui veniamo al tema della vaccinazione, perché il livello di ospedalizzazione di chi contrae il virus variante Delta o meno è legato anche al fatto se sia vaccinato o meno. Dalla riunione di questa mattina che cosa emerge sull'andamento della campagna vaccinale? Parliamo anche ad esempio dei giovani, visto che oggi partono i centri estivi. Ci sono particolari difficoltà legate alle forniture ad esempio? Lei dice bene, la vera difficoltà ce l'abbiamo con le forniture. Io poi prima le ho detto non ho partecipato a questa riunione di Figliuolo e in tutta verità non so neanche se si sia tenuta, perché a me risultava che si facessero che fosse stato deciso, e non è colpa vostra, all'ultimo minuto di fare diciamo delle bilaterali, cioè commissario con i singoli presidenti di regione. Sì. Voi sapete che noi abbiamo gestito bene questa partita dei vaccini, non avendoli fatti AstraZeneca e Johnson & Johnson sotto i 60 anni e quindi avendo evitato gli open day, per capirci, noi non abbiamo quel disavanzo, quella difficoltà di dover fare le seconde dosi a persone che hanno fatto AstraZeneca sotto i 60 anni il primo giro e il secondo giro devi recuperare il Pfizer. Noi ne abbiamo solo 36.000, altre regioni ne hanno molti di più. I 36.000 ovviamente chi sono? Sono coloro che hanno meno di 60 anni, hanno fatto AstraZeneca quando si vaccinavano le categorie essenziali, quando si poteva fare. Cosa voglio dire? Noi abbiamo fatto 42.000 vaccini anche nelle ultime ore. La vaccinazione è fondamentale, ricordo che è volontaria, non è obbligatoria, però è pur vero che è scientificamente dimostrato che nei nostri ospedali i vaccinati non entrano come infettati. La vaccinazione, noi abbiamo fatto questa scelta di vaccinare sostanzialmente in maniera pesante gli over 60, cioè chi ha più di 60 anni, e i risultati si sono visti e si stanno vedendo. I ragazzi si stanno vaccinando, stanno prenotando, apriremo, annuncio 2 cose oggi. Annuncio che nei prossimi giorni apriremo ancora nuovi slot vaccinali, cioè nuovi posti in agenda, ma ce ne sono ancora, noi in tutte le ASL, ma adesso avendo un po' di proiezione di quello che arriverà come vaccini, sono sempre pochi, noi comunque apriremo ulteriori slot. Vi ricordo che ad oggi
noi abbiamo le prenotazioni fino al 4 di agosto in agenda. Li apriremo dal post 4 agosto, penso da lunedì o martedì. Dall'altro voglio ricordare che già da oggi cittadini che volessero, senza andare a prenotarsi nel portale, andare direttamente nelle farmacie, adesso per ora vedrete la lista delle farmacie che hanno aderito nel portale della propria ULSS, ma poi lo metteremo anche nel portale delle vaccinazioni. Si può andare comunque presso la propria farmacia, si può chiedere o fare una telefonata e dire: caro dottore, lei ha aderito alla vaccinazione in farmacia? Se sì, potete con la telefonata prenotarvi la vaccinazione dal vostro farmacista e vi fate la vaccinazione. Che vaccini si possono fare? Si possono fare AstraZeneca, anzi scusatemi, Johnson & Johnson sopra i 60 anni, oppure Moderna sotto i 60 anni. Quindi avete questi due vaccini, Johnson & Johnson sopra i 60 anni, Moderna sotto i 60 anni. Metodo migliore per evitare di andare in giro per strada, di prendere caldo, di rischiare di perdere tempo, chiamate la vostra farmacia di fiducia o chiamate le farmacie intorno a casa vostra, credete, se hanno aderito possono prenotarvi al telefono e vi dicono: guardi, passi oggi pomeriggio, dopo 2 giorni, 3 giorni, quello che sarà, e vi potete fare la vaccinazione per qualsiasi fascia d'età. I farmacisti hanno a disposizione un budget di vaccini e quindi annuncio qui ufficialmente che c'è anche questa possibilità. Senta, gli over 60 sono stati un po' uno zoccolo duro, voi avete cercato di intercettarli in tutti i modi. C'è stato qualche cambiamento? Ci sono stati anche cambi di atteggiamento di fronte al vaccino per la popolazione di over 60 ancora che non si è vaccinata? Intanto si sono vaccinati in tanti, perché posso darle 2 o 3 dati, allora glieli ricordo a memoria. E dopo vorrei anche darle il bollettino di oggi, perché poi so che il pubblico che ci segue a mezzogiorno e mezzo, fra l'altro annuncio che lunedì o martedì, o anche lunedì e martedì, perché abbiamo delle cose da annunciare, faremo la diretta, quella classica. Però voglio dire che, quindi dopo vi dirò anche il bollettino di oggi. AstraZeneca, allora abbiamo pochissimi casi, ma veramente pochi, di coloro che sopra i 60 anni ci chiedono di avere la seconda dose AstraZeneca. Questo lo si può fare se il medico acconsente, cioè il medico che fa l'anamnesi. In generale tutti si adeguano all'anamnesi e fanno l'eterologa, cioè prima dose AstraZeneca che è stata fatta ovviamente sotto i 60 anni, e cambiano vaccino, scusate, prima ho detto sopra i 60 anni, sotto i 60 anni chi ha fatto la prima dose accetta di fare l'eterologa, cioè con Pfizer o Moderna per seconda dose. Pochissimi, ma veramente pochi, hanno chiesto di fare l'AstraZeneca anche in seconda dose, ma questo lo deve decidere in via del tutto eccezionale ovviamente il nostro medico che fa l'anamnesi al centro vaccinale. Ci stava dicendo allora del bollettino di oggi, sì. Come siamo? Sta andando bene, allora innanzitutto come decessi 0. Dall'altro voglio ricordare che in terapia intensiva, ricordo a memoria, abbiamo 17 persone. Voi ricordate che eravamo arrivati quasi a 500 persone in terapia intensiva, adesso ne abbiamo 17 e quindi veramente stiamo chiudendo questa partita, nonostante la variante Delta che non ci porta gente in ospedale, perché ricordo che dei 15 cittadini, fra l'altro moltissimi in età pediatrica, ragazzini del camping, moltissimi dei 15, anzi tutti, tranne una persona di 50 anni, sono asintomatici. E peraltro dei 15 noi ne abbiamo 13 perché 2 sono, uno un ligure e un laziale. E allora 17 in terapia intensiva, 247 persone ricoverate nei nostri ospedali del Veneto, 7, 14, 21, sono una trentina per ULSS. E diciamo che sì, sta andando bene, insomma abbiamo un'incidenza, ovvero il virus su 100.000 abitanti a settimana che è sotto 10 unità. Considerate che nei periodi peggiori di questi 16 mesi siamo arrivati a 700 casi su 100.000 abitanti, adesso ne abbiamo una decina, cioè questo è il dato. Quindi direi bene, un appello ai cittadini però me lo lasci fare, non è la festa della liberazione, prova ne sia che noi abbiamo, voi lo sapete, su mia volontà, abbiamo fatto in tempi non sospetti, deciso un piano di sanità pubblica per fare almeno 30.000 tamponi al giorno, e non è una cosa facile perché poi lo devi fare a cittadini che non hanno sintomi
e quindi andiamo nei supermercati, nelle aziende, nelle sagre, nelle manifestazioni, dove sono concerti, dove sono aggregazioni, in spiaggia, nelle piazze, insomma un po' dappertutto. Però cosa voglio dirvi? Non è la festa della liberazione, portate la mascherina se c'è assembramento, se vedete che non riuscite a garantire distanziamento sociale, portate la mascherina. Io simpaticamente dico sempre: fate conto di avere un ombrello, lo aprite quando piove, lo chiudete quando c'è il sole. La pioggia è la carica, le persone attorno a te e quindi mascherina. Oppure chiudi l'ombrello, quindi metti via la mascherina quando c'è il sole. Cos'è il sole? Il sole è che hai spazio e puoi respirare. Faccio un esempio, perché poi gli esempi rendono l'idea. In spiaggia stai senza mascherina, devi andare a prenderti il toast, un bicchiere d'acqua al chiosco e vedi che è pieno di gente, ti metti la mascherina. Nei locali, quando vai a fare la spesa al supermercato, ti metti la mascherina. All'ufficio postale ti metti la mascherina. Sei fuori davanti all'ufficio postale che leggi, che so, i tassi di interesse dei bot, li leggi all'aperto, sei senza mascherina, a meno che non ci siano 100 persone che leggono lo stesso manifesto. Insomma, è gestibile sta roba. È il tempo di arrivare a chiudere anche questa partita. Guardate, andrà a finire che faremo richiamo del vaccino, ne parleremo del Covid come parliamo dell'influenza, perché poi alla fine... Sì, so che lei non ama fare previsioni, però appunto adesso quello che sia... fare gli scienziati che sono... Esatto. Senta, lei ha parlato di spiaggia, oggi è il 1° luglio, è il grande debutto del Green Pass, perché di fatto da oggi si è già scaricato, in tanti lo hanno scaricato, non senza difficoltà, però da oggi di fatto è operativo. Un Green Pass che però potrebbe già essere modificato. Qual è la sua posizione in merito? Visto che in Europa insomma non tutti gli stati hanno le stesse regole. Guarda, intanto per tranquillizzare quelli che non hanno scaricato e si sentono degli incapaci, che io faccio parte della loro categoria. Ecco. Nel senso che se non fanno le robe complicate non va bene. Cioè io mi metto nei panni di chi non ha esperienza con il mondo digitale, che non so, fare uno speed, sì. La carta... Io non l'ho fatto ad esempio perché ancora non ho la carta d'identità elettronica, quindi andrò a farmi la carta d'identità elettronica, poi mi scaricherò un'applicazione, ma si metta nei panni di un anziano, di chi non ha dimestichezza con un'applicazione, che sia io, che sia Immuni, e quindi sempre difficoltà, perché ormai il pezzo di carta scritto con timbro non vale più niente, bisogna sempre aver tutto a portata di mano col telefonino, tutto nel mondo digitale. Io non sono contro il digitale, figuratevi, parlo continuamente di intelligenza artificiale, di quanto ci può aiutare, però insomma ci sono delle cose tipo i certificati che utilizzerei in maniera molto più semplice. Detto questo, ci vuole, il Green Pass è un linguaggio unico a livello europeo che riusciamo a gestire per molte attività. Ovviamente poi immagino che quello io che avevo definito, se lei se lo ricorda, io l'avevo definito passaporto sanitario, apriti cielo, lo dissi in aprile 2020, apriti cielo, Zaia ci vuole schedare. Dove sono finiti tutti quelli che dicevano Zaia ci vuole schedare? Sono occupati a scaricarsi il Green Pass adesso, immagino. Ma è logico che davanti a un'infezione come questa ci voglia una certificazione, perché a casa nostra magari non pretendiamo che uno entri col Green Pass, ma se vai al cinema, vai in un centro congressi, vai in un villaggio vacanze, vai da qualche parte in giro per il mondo, c'è anche chi ha il diritto di chiederti il Green Pass, c'è anche chi ha il diritto di chiederti il tampone se sali su un aereo, c'è chi ha il diritto di chiederti un test se vai a prendere un treno Covid free. Allora io penso che il Green Pass sia assolutamente doveroso averlo, spero che non ci siano grosse difficoltà a scaricarlo, vedo molti che l'hanno fatto oggettivamente, e da oggi debutta ufficialmente, come ripeto, io ancora non ce l'ho. Però lei ritiene Presidente che in Italia si possa intervenire con una modifica? Noi oggi abbiamo il Green Pass, basta solo aver fatto la prima dose, cosa che non accade in altri paesi. Ritiene che questa modifica possa essere auspicabile per allinearci con gli altri? Ma il Green Pass sostanzialmente è un pass verde, no? C'è il verde del semaforo, quindi tu dici quando è verde passo, no? E allora la prima vaccinazione secondo me è corretto riconoscerla, dopodiché la prima vaccinazione, lo dicono diciamo le riviste scientifiche, gli articoli scientifici, non è che non muove niente, ti muove, cioè una risposta anticorpale anche se minimale te la dà, tant'è vero che molti fanno il vaccino e fanno un po' di linee di febbre, hanno un po' di spossatezza, sono stanchi,
hanno un po' magari di mal di gola, dura 24 ore, 48 ore e poi se ne va via. Quella è la risposta anticorpale. Allora, si porterà sicuramente alle 2 dosi. Le dirò che noi in Veneto peraltro stiamo vaccinando bene. Prima mi ero dimenticato di dire, sopra gli 80 anni siamo già al 99%, cioè non c'è un ultra ottantenne che non si sia vaccinato, sono veramente pochi quelli che non hanno voluto vaccinarsi. E anzi faccio appello a tutti i cittadini che abbiano ancora necessità di essere vaccinati, hanno qualche difficoltà, si rivolgano a una farmacia. Ripeto, le farmacie da questo momento, da qualche giorno, possono vaccinare a tutte le età utilizzando 2 vaccini, Johnson & Johnson e Moderna, in base alla fascia d'età. Chiamate al telefono le farmacie che conoscete, dite: caro dottore, lei ha aderito alla campagna vaccinale del Veneto? Se dice di sì, al telefono vi prenotate. Detto questo, dai 70 ai 79 anni siamo ormai quasi al 90% dei vaccinati. Sto parlando ovviamente vaccinati, prima dose, seconda dose o prenotati, quindi la copertura sarà quella, siamo all'88%, 89%. 60-69 anni siamo all'oltre 83%, 50-59 siamo assolutamente intorno all'80-78% e poi si va giù. Sta funzionando, se avessimo avuto più vaccini avremmo vaccinato di più, ma se avessimo avuto più vaccini avremmo avuto un miglior performance per un altro motivo, perché d'estate poi se all'aria aperta non senti più parlare del virus, qualcuno dice del vaccino se non l'avete ancora fatto, ma a sto punto me lo faccio in inverno, faccio 7 ottobre così mi torno con l'ottica della vita. Se non sbagliate, fatto il vaccino Covid sta dimostrando che la copertura anticorpale sta durando più di un anno ormai, no? Perché noi abbiamo iniziato con le prime esperienze che sono state quelle dei test, poi gli inglesi, noi abbiamo iniziato il 27 dicembre. Quindi fatevelo, se trovate posto, fatevelo subito, avrete la copertura tutta l'invernata e avrete una bella risposta anticorpale da subito, perché se tu te lo fai a ottobre, prima di arrivare al pieno di anticorpi devi farti le 2 dosi e quindi finisce che in 30 giorni arrivi già a fine novembre, primi di dicembre, e non vale la pena rischiare. Se avete deciso di fare il vaccino, se avete deciso di non farlo, non è valido questo ragionamento. Poi tra l'altro a settembre si riparte con le scuole, oggi partono i centri estivi, quindi occhi puntati sui giovani, sui giovanissimi, no? Anche perché la ripartenza a settembre possa essere quanto più in sicurezza possibile. Proviamo a dare un anno scolastico diverso a questi ragazzi. Ma intanto dobbiamo garantire che i ragazzi vadano a scuola. E peraltro annuncio già che martedì in giunta avremo una piccola modifica della data di apertura, ma è un aggiustamento e quindi non sono in grado di anticiparvi esattamente, ma insomma poca roba, e nel senso che probabilmente si slitterà di un giorno. Detto questo, vi dico anche che le scuole devono essere aperte, dobbiamo tornare in presenza, i ragazzi hanno fatto un sacrificio immane perché si sta presto a fare i fenomeni, ma i vincitori morali del coronavirus, coloro ai quali dobbiamo riconoscere tutto, sono stati i giovani, i ragazzi, i bambini, sono quelli che hanno sofferto di più, anche perché con un'età che non prevede stare chiusi in casa 15 mesi, 16 mesi in un appartamento, in un'abitazione, avere il lockdown, avere il coprifuoco. Noi andiamo a testarli nei centri estivi, abbiamo fatto anche i vaccini, voi sapete abbiamo dato priorità alle vaccinazioni anche per i centri estivi. Nella campagna dei tamponi faremo anche quelli, continueremo a far quelli, per cui si andrà avanti in questa direzione. Consideri che abbiamo anche una novità dal punto di vista diagnostico, che è il tampone salivari, che pensiamo di utilizzare moltissimo con i ragazzi, perché noi siamo stati gli unici a fare abbiamo fatto il rosso. Perché abbiamo dei problemi, la sentiamo male, aggiustiamo un attimo l'audio. Adesso mi sentite? Sì, adesso sì. Parlava di tampone salivare, quindi la nostra lasso di cuori. Sì. E la nostra arma per il campionamento, no? Sì, noi abbiamo testato con l'Università di Padova, professor Plebani, la metodica. Tamponi salivari ci aiutano con i ragazzi in particolar modo, siamo molto più veloci, quindi entreranno, io penso, a pieno titolo nelle scuole. Faremo ovviamente ancora più pressante quel progetto del professor Bado dell'Università di Padova, della dottoressa Russo,
delle scuole sentinella che noi abbiamo avuto anche fino alla chiusura adesso, dove prendiamo degli istituti e facciamo tamponi, diciamo, metodicamente per valutare il grado di circolazione del virus. Questo è quello che stiamo facendo, forse avete perso questo passaggio perché poi non ho aggiunto altro. Senta, quello che stiamo vedendo, ancora un paio di domande poi davvero la lasciamo andare, quello che stiamo vedendo adesso, soprattutto con l'arrivo dell'estate, è un po' la popolazione che si divide tra un arrivo dell'estate e un liberi tutti. Abbiamo visto alcuni sindaci, mi viene in mente Zoggia di Jesolo, che è costretto a fare delle ordinanze per arginare e gestire questi ragazzi che hanno voglia di estate, quella che in gergo viene chiamata la movida, e persone che invece continuano ancora ad utilizzare la prudenza e quindi ad esempio anche all'aperto utilizzano la mascherina. Chiedo a lei di inserirsi in mezzo in questa forbice che è da 1 anno e mezzo che parla ai veneti. Esiste una giusta misura? Sì, che è quella del buon senso. Intanto i sindaci, se intervengono perché hanno il senso del pericolo, e quindi io penso che i sindaci abbiano l'autorità per farlo, ed è giusto, in autonomia. Io sono un autonomista incallito, 1348 giorni leggo. Esatto. E fra l'altro ringrazio Media Nord-Est, Antena 3, insomma tutti voi, Rete Veneta, per la grande campagna a sostegno dell'autonomia che fate quotidianamente. Dico, da autonomista credo che il sindaco, se intravede la possibilità, la necessità di fare un'ordinanza, la fa. Dall'altro il buon senso. Noi dovremmo abituarci che anche quando sarà finita la fase acuta del virus avremo delle persone che continueranno a portare la mascherina, come accade in molti paesi asiatici. Pensate al Giappone, tu in Giappone vedi un sacco di persone senza mascherina, poi ne vedi alcuni con la mascherina. Vi faccio un esempio: chi entrerebbe in un'auto oggi sapendo che uno dei 4 componenti dell'auto, faccio un esempio, ha raffreddore senza indossare la mascherina? Cioè, io se sapessi che uno ha raffreddore da fare un viaggio con uno con raffreddore, metto la mascherina. Perché cosa abbiamo scoperto con il virus? Abbiamo scoperto che non ci sia male di raffreddore utilizzando la mascherina. Quante persone hanno preso raffreddore in questi 16 mesi? Solo quelli che hanno preso il Covid, in particolare, sì. No? Alcuni. Quindi la mascherina è comunque una protezione. Entri in un posto dove c'è carica, sono alla coda al supermercato, dico, magari qualcuno non avrà più il Covid perché non sarà più un problema, magari avrà qualche altro virus, mi metto la mascherina, non ci vedo un problema. Quindi io direi che la filosofia deve essere il buon senso, e dall'altro un'altra filosofia: la tua libertà finisce dove inizia la mia, quindi bisogna rispettare ognuno. Se uno vuole portare la mascherina la porta, se uno non la vuole portare nel rispetto delle regole non la porta. Senta, oltre ad una nuova percezione sicuramente del vaccino in sé, quindi mi viene in mente anche la campagna vaccinale contro l'influenza, è una nuova percezione della sicurezza. Il Covid ha messo in luce anche il disagio, un disagio che in tante persone si sono ritrovate a vivere, ed è aumentato in maniera esponenziale la richiesta di aiuto. Abbiamo visto e ascoltato in queste ultime settimane l'allarme lanciato dagli psicologi e dagli psichiatri del Veneto, che dicono servono più strumenti per gestire il disagio, soprattutto il disagio mentale. Mi riferisco agli ultimi fatti di cronaca, ma non solo. Che cosa può fare la Regione? Io posso solo che pensare intanto a quella povera ragazza di Pieve di Soligo, quello che è accaduto a Elisa Campeol. Per carità, adesso ricondurre tutto il Covid, vista anche la storia sanitaria, certo, di chi ha commesso questo atto tragico, terribile, dell'uccisione di Elisa Campeol. Dico che non so se sia collegato al Covid, perché poi ho visto che la storia sanitaria era molto più complicata, è nata molto prima del Covid. Dall'altro, visto, nel senso che ho letto anche io i giornali, ho visto cosa è stato riportato, e dall'altro dico anche che è inevitabile, se tu prendi una persona che ha qualche difficoltà psicologica, che è in depressione, che ha comportamenti maniacali, che è paranoico, che è psicotico, eccetera, è inevitabile che se tu lo chiudi in casa 2 mesi in lockdown va fuori di testa, perché poi c'è anche un altro aspetto, molto spesso riguarda persone sole. Questo è un altro aspetto fondamentale. E quindi i servizi, intanto la prima roba da fare è ritornare a una vita normale per quanto possibile. Dall'altro l'assistenza sanitaria c'è. Guardi, io mi arrabbio perché ho visto uscire delle classifiche, cioè il Veneto investe 54 euro all'anno pro capite per
il disagio mentale, e altre regioni 70, 60, ma scusatemi una roba, ma volete paragonare il Veneto con regioni che non hanno neanche una rete sanitaria? Cioè, faccio una domanda, senza offendere i calabresi che non hanno nessuna... Mi sentite? Sì, la sentiamo un po' rallentato. Chiedo sempre alla regia di intervenire in adesso forse? Eccoci. Sì. Ecco qua, adesso mi sentite? Sì. No, dicevo, se prendo un esempio, non so dove mi avete perso, cioè vedo le classifiche, il Veneto investe 50 euro Sì. al pro capite all'anno del disagio mentale, poi ci sono regioni più virtuose che arrivano a 60-70 euro. Ma scusatemi, l'investimento del disagio mentale deve essere correlato alla qualità della sanità che tu eroghi, senza offendere i calabresi, ma tu non puoi paragonare i 50 euro investiti in Veneto con i 60, 70, 80, 100, non so quanti siano, di regioni, che so, la Calabria, dove è dichiarato che la difficoltà dell'erogare il servizio sanitario è evidente, o di altre realtà. Perché non ha nessun senso questo paragone. Da noi c'è un sistema sanitario dietro a quei 54 euro. In altre regioni il sistema che risponde come in Veneto non c'è. Dopodiché si può fare di più, ma certo che si può fare di più, si può fare molto di più. Però poi se vediamo anche la vicenda sanitaria dei fatti di Farra di Soligo e quindi dell'omicidio di Elisa Campeol, si vede che si tratta di un paziente seguito, riseguito, servizi psichiatrici, centro di igiene mentale, tutto quello che è, quindi non è che stiamo parlando di una persona sconosciuta alla sanità, e penso che il dottor Benazzi sia stato assolutamente chiaro. Mi piacerebbe che, non so se l'avete già fatto, sì, che fosse anche invitato un giorno magari in una diretta, che spiegasse veramente cosa è stato fatto, perché non può neanche passare l'idea che questo signore, se così lo vogliamo definire, sia stato abbandonato a se stesso, perché non è così. No, tra l'altro c'è sempre il tema della libertà di scelta nella cura. In questo caso liberamente aveva scelto di smettere di curarsi, quindi insomma è anche questo uno dei temi, no? Sì, ma siamo passati da un estremo all'altro, siamo passati dai manicomi al fatto che il malato di mente, o colui che comunque ha dei problemi anche gravi, in questo caso penso che fossero gravi, o quantomeno c'erano dei problemi, può decidere di non essere curato. Penso che di mezzo ci stia un minimo di raggio d'azione. Se fosse stato un bimbo avrebbero deciso i genitori, giusto, no? Sì. Perché hanno la patria potestà. Se è maggiorenne decide il malato di mente se farsi curare o no. Allora, io capisco tutto, però se poi i risultati sono quelli che abbiamo visto, mi spiace, ma io non sono d'accordo per questo. Grazie. Credo che ci siano anche dei contesti nei quali bisogna anche garantire le cure, d'accordo con i genitori, facendo dei ragionamenti, però guardate che c'è pensare che il malato psichiatrico rinunci autonomamente a una cura, adesso io non so se è proprio così, però anch'io le ho lette queste robe, a me dico va bene. Ad oggi sì. Qualche perplessità c'è proprio. Grazie Presidente. Allora noi siamo in attesa che arrivino nuovi vaccini, nuove forniture per poter aprire nuovi slot. Lei oggi ci ha annunciato che di fatto verranno aperti, quindi occhio al sito. Linea diretta con le farmacie, come lei ci conferma, per avere così una corsia preferenziale, no? Per poter prenotare la propria dose, e andiamo avanti così. Intanto lei ci conferma gli ospedali sono tornati a regime. Sì, gli ospedali sono tornati a regime, abbiamo pensi 500.000 prenotazioni arretrate da recuperare, perché è stata dura in questi 6 mesi. Oggi, ripeto, abbiamo 17 contro le quasi 500 che abbiamo avuto di punta massima, e abbiamo 247 persone ricoverate in ospedale, una trentina per ULSS, contro le quasi 3.400 che abbiamo avuto come punta massima. Dopodiché noi sicuramente faremo un punto stampa Covid alle 12.30 lunedì e martedì, e quindi avremo modo di parlarne direttamente, anche di alcune novità che vi spiegheremo sul fronte dei vaccini. Va bene, allora lunedì e martedì punto stampa del Presidente nella sede di Marghera, che ormai abbiamo imparato a conoscere, 12.30. Grazie per essere stato con noi Presidente, davvero buona giornata. Grazie. Arrivederci.
Allora abbiamo fatto il punto, avete sentito la giornata del Green Pass, la giornata nella quale iniziano i centri estivi, tutta la campagna vaccinale della regione, i numeri sono buoni, l'incontro con le altre ULSS per definire il piano, la richiesta di avere nuovi vaccini e la decisione dunque di aprire nuovi slot. Noi abbiamo anche intervistato, ovviamente nell'anonimato più totale, una delle mamme di uno dei bimbi contagiati dalla famosa variante Delta all'interno del camp che anche il Presidente ha nominato. È stato di fatto il primo focolaio di variante Delta assolutamente attenzionato. Avete sentito che il Presidente ha chiarito come il contact tracing di fatto sia partito, come non ha mai smesso di funzionare il contact tracing della Regione per andare a intercettare i focolai. Il primo era stato ad Ormelle, provincia di Treviso, ora siamo qui in questo camp che Mauro Bergamasco, campione di rugby, ha già sospeso, quindi era una notizia che vi abbiamo dato poco fa, il camp è sospeso e ovviamente tutte le persone che lo stavano frequentando sono in quarantena. Noi abbiamo raggiunto una delle mamme, anche lei contagiata con il bambino. Forse vabbè, però quel segno di poi ovviamente non è il segno di poi, non si va molto lontano, però magari forse era il caso di fare un tampone a tutti un po' di giorni prima, come so in alcuni campus richiedono. Chiara è chiusa in casa con il figlio di 10 anni, lontana dal resto della famiglia, in stanza da solo con la TV il bambino, uno dei 6 contagiati dell'ULSS 6 da variante Delta durante il campus di rugby a Isola Verde. Tutto inizia con una telefonata 6 giorni fa, quando gli organizzatori comunicano che il figlio ha avuto la febbre e sarà sottoposto a tampone. Positivo il rapido, positivo 24 ore dopo anche il molecolare. Sembrava tutto più o meno tranquillo, nel senso che sì, siamo andati tutti a prenderci i nostri figli, poi però dall'analisi dei molecolari è venuto fuori che era questa variante Delta e quindi diciamo che le cose si sono un po' complicate. Lei è negativa, non proprio una passeggiata per il bambino. Mio figlio in realtà per 4 sere ha avuto la febbre bella alta, è arrivata anche oltre 39, perdita del gusto, quindi un gusto diciamo molto alterato, quindi faceva fatica a mangiare qualsiasi cosa, però diciamo dopo questi 4 giorni un po' critici adesso il bambino sta molto meglio. La donna ha già avuto la prima dose di vaccino ma non nasconde i suoi timori. 5 telefonate al giorno dell'AS di Padova, i tamponi a domicilio, dobbiamo tutte le 1000 domande dobbiamo tracciare tutti i movimenti del bambino, insomma ci hanno messo un po' di ansia in più, però insomma vedere che comunque il bambino sta bene la cosa ci rassicura. Adesso ovvio è cercare di stare attenti noi, insomma me in particolare che sono qui col bambino anche se in isolamento. E allora adesso andiamo a Venezia perché ovviamente a Isola Verde è partito il tracciamento, sono arrivati 2 camper dell'ULSS 3 per sottoporre a screening gratuito tutti gli ospiti del villaggio vacanza. Questa è un po' la notizia della giornata, ma vi ricordo che con oggi partono tutti i centri estivi del Veneto, quindi intanto andiamo a vedere il servizio legato al tracciamento e poi su questo avete sentito che abbiamo intervistato il presidente della FISM di Treviso. Per effettuare i tamponi completamente gratuiti a chi li volesse, 2 gli ambulatori mobili della ULSS 3 da questa mattina presenti nell'area adiacente al campeggio di Isola Verde di Chioggia, dove è stato riscontrato il cluster di positività al Covid con variante Delta. 15 le persone che sono risultate positive, di cui nel dettaglio 8 del Padovano, 2 del Trevigiano, 3 del Vicentino, con 2 residenti fuori regione, ovvero una nel Lazio e l'altra in Liguria. Nello specifico stiamo facendo proprio uno screening di popolazione a supporto opportunità di tutta la popolazione che sta frequentando questo camping a seguito del caso positivo che c'è stato e è proprio una opportunità che viene data dalla Regione Veneto, dall'ULSS 3 Serenissima, a tutte le persone che vogliono sentirsi sicure e fare una vacanza serena. Il focolaio è individuato la scorsa settimana perché uno dei bimbi di 10 anni del Padovano, iscrittosi al camp rugby, aveva manifestato un gran mal di testa seguito il giorno dopo da una forte febbre.
Da qui il tampone, cui è stato sottoposto giovedì 24. Riscontrata la positività, i medici USCA di Chioggia hanno provveduto a sottoporre a tampone molecolare 21 persone, tra compagni di squadra, allenatori, animatori e membri del camping, con altre 28 persone, di cui 17 collegate al cluster del campeggio, presentatisi spontaneamente anche nelle ULSS di residenza per essere a loro volta sottoposte a tampone. Dall'indagine epidemiologica non risultano positivi sintomatici vaccinati ed è chiaramente certa la diffusione tipica dei cluster pediatrici. Una mamma, l'unico genitore positivizzato in seguito al contatto con il figlio a sua volta positivo e che, vaccinata con 2 dosi di Moderna, è però asintomatica. La preoccupazione, non glielo nascondo, c'è anche per le persone già vaccinate. Certo, noi sappiamo che comunque la vaccinazione fatta in duplice dose, come è da prescrizione regionale o comunque da ministeriale, garantisce una buona protezione, quindi l'invito è sempre quello anche di vaccinarsi, continuare a vaccinare. Vaccinarsi dunque, continuare a vaccinare, lo ha detto il Presidente, come di fatto ha anche spiegato, nuovamente raccontato qual è l'origine delle varianti che dunque non dovrebbero fare paura, ma è indubbio che quello che è accaduto al camp di Isola Verde, in un condominio dell'Arcella, con il proliferare di casi di variante Delta, comunque sta destando alcune preoccupazioni. Siamo andati a Bassano per sentire che cosa ne pensa la gente. Le varianti del virus ci spaventano per la velocità di diffusione e i dubbi sulla mutazione del Covid sono moltissimi. Queste ci dovrebbero far riflettere, ma i cittadini come si devono preparare all'impatto con le varianti? Lo abbiamo chiesto direttamente alle persone. Non siamo ancora certi che questo Covid se ne sia andato, anzi dovremmo avere io ad esempio ho più paura adesso, che perché si è più liberi di fare e ci sono tante persone che non sono ancora vaccinate. Io sono vaccinata, mi sento un po' più protetta, comunque abbastanza tranquilla, dir la verità. Non è che mi sia messa in testa che mi ammalo, no, perché poi abbiamo un destino, no? Mi sento più tranquilla perché sono vaccinata. Trovo che il vaccino non è che serve tanto. Io l'ho fatto, non trovo che il vaccino almeno non è stato testato tanto, cioè non è sicuro. Questo vaccino io l'ho fatto però. Ma non ho più pallida idea di cosa, non di cosa sia, di come può evolvere la cosa o andare avanti la cosa, perché non bisogna lasciare a chi di dovere gestire la cosa più che altro. Purtroppo sono oberato di informazioni e cerco di fare del mio meglio per contribuire, ma non. Secondo lei cosa bisognerebbe fare? Cercare di avere un po' di buonsenso, niente di più. Ultima ora che arriva da Vicenza. Vicenza è stato prorogato fino al prossimo 31 luglio il divieto di consumo di bevande alcoliche all'aperto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. La decisione è stata ufficializzata dal sindaco della città Francesco Rucco, che questa mattina ha firmato l'ordinanza di proroga. L'obiettivo è di prevenire gli assembramenti in ottemperanza alle misure anticontagio e garantire la convivenza con i residenti. Da tale divieto sono esclusi l'interno e aree connessi adibite a plateatico dei locali pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di bevande alcoliche. Dunque un'ordinanza che non va ad interferire con l'attività dei pubblici esercizi della città. Buongiorno e ben ritrovato Massimo Beccati, medico veterinario del centro Cazzampa. Siamo a Mestre nel Veneziano. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi tutti, agli spettatori. Allora, perché siamo adesso collegati con un medico veterinario? Perché oggi, 1° luglio, è estate ormai piena, partono i centri estivi, Green Pass e quindi si va in vacanza. E quando si va in vacanza è giusto riservare sempre uno spazio anche ai nostri amici a quattro zampe, perché non sempre le persone riescono a dare la giusta importanza ai loro amici a quattro zampe pur di scappare e godersi una vacanza. Allora, quali sono un po' i consigli che come centro Cazzampa, poi racconteremo anche che cosa fate, si possono dare alle persone? Sicuramente quello di prepararsi un attimino prima alla partenza, quindi verificare che il cane o il gatto, a seconda del coniglio, anche eventualmente anche il coniglio,
abbia diciamo tutto in ordine, quindi verificare magari le condizioni di dove si va in vacanza, verificare se l'hotel è predisposto per tutte le esigenze del nostro animaletto e quindi non trovarci magari in situazioni di difficoltà nel luogo di vacanza qualora l'animale venga portato in vacanza. Verificare anche tutte le condizioni di viaggio, quindi chi va in aereo, chi va in treno, chi va in traghetto, in auto, quindi vedere tutte le condizioni ideali per poter arrivare alla sede di vacanza con tranquillità e non trovarci magari delle sorprese inopportune che magari rovina la vacanza, sia al proprietario con te l'avevo detto che si doveva fare quella cosa lì, oppure eventualmente trovarsi in condizioni di dover magari cercare poi un veterinario all'ultimo momento perché manca un documento, perché manca una vaccinazione o perché diciamo non ci eravamo preparati prima di partire. Quindi andare a rivedere il libretto sanitario se è tutto a posto. Se andiamo all'estero assolutamente verificare di avere, perché è obbligatorio, il passaporto e che sia completo di tutte le vaccinazioni, prevalentemente se non esclusivamente per andare all'estero l'antirabica, il microchip, anche quello chiaramente è obbligatorio, quindi tutte queste avvertenze mediche devono essere verificate prima e non correre dal veterinario l'ultimo giorno e dire mi faccia tutto. Immagino che le sia già capitata una cosa del genere, altrimenti non... Ogni stagione capita, ogni stagione. No, perché adesso noi dobbiamo fare il Green Pass, no? Per poter viaggiare e insomma anche i nostri amici animali devono avere una sorta di patentino che accerti, no? La loro carta d'identità che consenta loro di poter viaggiare. Decisamente, diciamo sul libretto sanitario, quello che tutti i medici veterinari compilano e danno poi al veterinario, al proprietario, verificare che ce l'avete ancora, perché molti poi non so dove l'ho messo, non lo trovo più, dobbiamo rifarlo. Allora ecco, qualche giorno prima sarebbe un attimino opportuno rivedere se intanto lo ritrovate. Nel momento in cui l'avete ritrovato, attraverso il vostro medico curante, verificare se è tutto in ordine, quindi se le profilassi più classiche sono state fatte, le vaccinazioni, profilassi almeno qui nel nord Italia, l'iniezione piuttosto che le compresse, piuttosto che i trattamenti in generale per la filariosi cardiopolmonare, sono cose molto importanti, quindi verificarle o eventualmente portare dal veterinario, un medico curante veterinario, portare il libretto e chiedere è tutto a posto? Posso partire? Quali sono le accortezze per un animale per un viaggio in aereo? Beh, intanto verificare le normative della compagnia aerea. Che sono diverse quindi? Sono diverse, sì, sono decisamente diverse, perché a volte ci sono delle compagnie aeree straniere che volano in Italia, che però magari esigono la vaccinazione antirabica obbligatoria, anche se lo spostamento è da Venezia a Palermo. Il tratto è italiano, però la compagnia è straniera e quindi a volte le richieste sono comunque di obbligo di vaccinazione antirabica. E, nel momento in cui invece si parte, verificare in ogni caso le condizioni di viaggio dell'animale. È chiaro che se io ho un chihuahua, ho delle razze chihuahua, delle condizioni anche semplici, perché magari lo posso tenere sulle ginocchia, chi invece vola o quindi anche un gatto, chi invece vola con animali un po' più grossi, e anche qui cambia da volo a volo e da compagnia a compagnia le taglie che possono rimanere diciamo, nello scomparto delle poltrone piuttosto che nella stiva, quindi verificarlo prima per non andare magari a incorrere in litigi pre-partenza con magari gli steward o con chi diciamo deve gestire dove sistemare l'animale all'interno dell'abitacolo dell'aereo. Senta, ci sono casi in cui lei sconsiglia la partenza, magari animali che possono soffrire troppo il caldo o animali di grossa taglia, cioè ci sono casi in cui lei ritiene che l'animale abbia bisogno di rimanere nel suo habitat,
Ma diciamo che più che altro si sconsiglia nel momento in cui per il cane è uno stress andare in vacanza, per qualsiasi motivo. Se il cane, ma prevalentemente i gatti, preferiscono stare nel loro ambiente ideale, nella loro casa, avere la possibilità che qualcuno possa andare nell'habitat rutinario a portargli il cibo da mangiare o eventualmente parenti o vicini di casa, in cani magari molto anziani, magari già cardiopatici, magari con problemi respiratori, insomma i cosiddetti soggetti a rischio, iniziare a, ipotizzo un volo, quindi vuol dire 2 ore prima è in aeroporto, quindi puoi metterlo dentro nella gabbietta, puoi farlo viaggiare per 1 ora, 2 ore e poi insomma può essere uno stress fisico per il nostro animale, sì, sicuramente. Senta, secondo lei siamo un paese all'avanguardia per quanto riguarda le vacanze con gli animali? Ma sì, dai. Diciamo che negli ultimi, ormai io ho una certa età, siamo decisamente migliorati, ormai vedo hotel assolutamente con predisposizione versus stavo dicendo la degenza, no, la vacanza con il proprio pet assolutamente, con spazi adibiti, con ciotole, con anche un veterinario diciamo potenzialmente in concomitanza dell'albergo o del villaggio. No, direi che l'Italia secondo me è una buona nazione dove girare col pet. È chiaro che se io poi vado col mio cane a 2500 metri o piuttosto in un'isoletta tirrenica, magari potrebbero esserci delle problematiche qualora succeda qualcosa di occasionale. Questo sicuramente, però è la location il problema, non è tanto. È la location, certo. Senta Massimo, come centro Kazampa, allarghiamo un po' il raggio d'azione, come avete vissuto questi 2 anni di Covid? C'è stato un momento in cui anche si ragionava anche sugli animali, se potessero veicolare il virus, se lo potessero portare. Poi abbiamo fatto un'intervista con voi che ci raccontavate qual era il modo migliore per la detersione del cane, soprattutto alla luce, insomma, del contagio da Covid. Oggi che cosa sappiamo? Beh, sicuramente all'inizio c'era il panico, perché comunque non è che avevamo neanche noi grosse notizie. Noi siamo anche abituati, tra virgolette, a parlare di coronavirus, soprattutto in medicina felina. Una volta, adesso non c'è neanche più, avevamo anche il vaccino per il coronavirus intestinale del cane. Quindi è quasi un qualcosa che noi abbiamo gestito negli ultimi 20 anni abbastanza bene, addirittura che nelle nuove vaccinazioni il coronavirus nel cane non è neanche più inserito. All'inizio quindi c'era un attimino di difficoltà, però i servizi sono sempre stati mantenuti all'interno di tutte le condizioni che tutte le varie normative governative venivano elencate, anche con la possibilità che è stato un servizio molto funzionale, devo dire, quello della presa a domicilio dell'animale, quindi il proprietario non usciva di casa, giustamente andavamo a prendere il cane, facevamo le dovute prestazioni veterinarie, suggerivamo anche di poter posticipare in determinate situazioni cose non gravi, non urgenti, e poi riportavamo l'animale a casa del proprietario. Quindi il servizio è stato fatto in maniera, secondo me, molto puntigliosa, proprio a seconda del periodo, che è stato sicuramente molto difficile. Sono stati fatti degli studi sugli animali, Massimo? In virtù della possibilità di una zoonosi, quindi di una trasmissione dall'animale, sì, però diciamo non è una problematica, il cane ha il suo coronavirus, il gatto ha il suo coronavirus con le sue gravi problematiche, perché purtroppo il coronavirus nel gatto può dare dei problemi solo in determinati soggetti, determinate sintomatologie e purtroppo anche prognosi infauste. Noi la riassumiamo come la FIP, la peritonite infettiva felina, che dà un coronavirus, però
ognuno ha il proprio virus, quindi noi pensiamo al nostro e noi pensiamo ai loro virus, però no, io non mi preoccuperei assolutamente. Cercare chiaramente di pulire, igienizzare il pelo con dei bagni, con delle routinarie pulizie è sempre indicato, ma però senza focalizzarlo col coronavirus, ecco. Senta, in ultima battuta le chiedo, dopo questo periodo difficile è aumentato il numero di adozioni di animali domestici oppure invece è drasticamente diminuito? Lei pensa che questo nuovo stile di vita abbia cambiato le nostre abitudini anche nei confronti degli animali? No, è assolutamente drasticamente, non è il termine corretto per un veterinario, per fortuna dico, sono decisamente aumentate, la gente non potendo uscire o eventualmente cercando magari di occupare uno spazio vuoto che poteva essere anche per i figli la scuola piuttosto che lo sport, perché per i figli piuttosto che per il proprietario stesso, doveva essere colmato con un vuoto che è stato colmato molto spesso dall'arrivo di un nuovo animale, gatto, cane che sia, o coniglio o animale esotico, chiamiamolo così in generale, assolutamente sì, e quindi c'è stato un incremento, io non ho percepito un incremento temporaneo, proprio un incremento di un nuovo elemento familiare che è andato a un po' così diluire questi 2 anni un po' oscuri e questo è un dato molto, molto positivo per la veterinaria, ma anche per il benessere di una famiglia. Certo, assolutamente, grazie. Massimo, c'è qualche consiglio, un'ultima battuta che si sente di dare ai nostri telespettatori o secondo lei siamo riusciti un po' a dire tutto? No, abbiamo detto tutto, controllate tutti i documenti, state attenti nei viaggi, state attenti soprattutto alle temperature alte, perché i cani soprattutto certe razze soffrono veramente molto il caldo. Le temperature che si possono raggiungere in auto, questo parlo di un'auto, quando magari uno potrebbe essere anche incastrato dentro una colonna a Mestre, e assolutamente state attenti alle alte temperature, quindi avere magari sempre acqua a disposizione all'interno dell'abitacolo della macchina piuttosto che del treno, perché magari anche col treno uno potrebbe fare un viaggio molto lungo rispetto a un aereo, e quindi cercare di tenere la temperatura corporea dell'animale sempre a una temperatura fisiologica per i cani, che sappiamo che parte già da 38-38,5, quindi basta veramente un quarto d'ora. Il cane lasciato in autogrill per un caffè potrebbe essere già veramente molto molto grave per l'animale, quindi mai lasciare l'animale nell'abitacolo dell'auto, mai. Grazie Massimo Beccati, medico veterinario del centro K-Zampa di Mestre, grazie, arrivederci. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro. Anche a lei. Allora ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi subito con Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Treviso Belluno. Con lui ricorderemo la sindacalista scomparsa nel gravissimo incidente di ieri e poi parleremo anche dell'accordo con il governo per lo sblocco dei licenziamenti. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. Il mese di luglio inizia ancora con il dominio dell'alta pressione africana, ma con la tendenza ad una graduale attenuazione del caldo e dell'afa. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 1 ci mostra una situazione buona. Il contesto infatti risulterà decisamente soleggiato, con cielo poco nuvoloso. Tuttavia nelle ore pomeridiane non si escludono dei temporali sparsi sulle zone montane, localmente fin verso le aree pianeggianti. Temperature, come detto, un po' in calo, minime tra 16 e 21 gradi, massime invece tra i 27 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo lo stesso scenario, tanto sole ovunque, anche in questo caso qualche rovescio al pomeriggio sui rilievi. Temperature minime tra 17 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 29 e i 30 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dapprima sarà soleggiato, a seguire invece sarà possibile qualche locale temporale. Temperature minime intorno a 16-17 gradi, massime sui 31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci, ben ritornati in studio. Io saluto e ringrazio subito il segretario della CISL Belluno Treviso, Massimiliano Paglini. Buongiorno Massimiliano, grazie per essersi collegato con noi. Grazie a voi per l'invito e buongiorno ai telespettatori. Senta Massimiliano, la CISL si è svegliata questa mattina con una notizia pesantissima, ovvero la morte di Gabriella Conte. Vorremmo partire da qua con lei, so che lei ha già espresso un suo ricordo di Gabriella, ci aiuta a raccontare chi era Gabriella, anche per dare una notizia in più ai telespettatori che sanno solo di questo tremendo incidente stradale in cui Gabriella ha trovato la morte ieri pomeriggio. Guardi, Gabriella era una grande donna di organizzazione legata molto al suo servizio, all'attività che svolgeva, a 40 anni di esperienza nell'educazione, nella formazione, nella scuola. Ed è stato un colpo per tutti perché la notizia è arrivata verso le 7:30 ieri sera e siamo stati sconvolti perché era una persona, tra l'altro mai sopra le righe, una persona a modo, una persona che usava le parole e le misurava. E quindi una grande perdita per la CISL, per la Federazione Nazionale dei Pensionati, ma per tutti, per gli iscritti ai pensionati, per tutti quelli che la conoscevano, perché era una donna che era capace comunque di dare il consiglio giusto, la misura giusta delle informazioni, era molto attenta, vedo che state trasmettendo delle immagini, sì. a collaborare con la scuola, la nostra attività di coordinamento donne, quindi veramente una perdita enorme per noi. Siete stata anche presidente di Anteas provinciale a Belluno. Di che cosa si occupa Anteas? Cioè, giusto anche per inquadrare insomma, il grande servizio che ha fatto Gabriella. Sì, Anteas è l'associazione che è stata promossa dalla CISL che ci occupa della non autosufficienza, di tutta la questione degli anziani, dei disabili, definisce convenzioni con i comuni, trasporti per le persone che non sono in grado di muoversi. Fa un grandissimo lavoro, spesso e volentieri non visto, non noto, non conosciuto, ma che viene apprezzato da tutti coloro i quali chiedono di essere assistiti, lo fa gratuitamente, quindi tutti i servizi gratuiti che surrono in qualche modo anche talvolta le carenze del sistema istituzionale, del sistema pubblico. E devo dire che su questo Gabriella si era spesa tantissimo, aveva fatto un ottimo lavoro per far crescere l'Antea su Belluno, e quindi a maggior ragione la sua scomparsa lascia un vuoto enorme, perché è vero che non era più lei la presidente dell'associazione, però era comunque un punto di riferimento sul territorio. Avete immaginato un momento per ricordarla insieme come CISL? Ci sarà? Assolutamente sì, stiamo attendendo adesso di conoscere intanto la data delle esequie, perché siccome sono ancora in corso gli accertamenti, doveva essere fatta l'autopsia per capire le dinamiche dell'incidente. Sembra che sia stato un malore la causa dell'incidente. Sicuramente troveremo il modo per onorare la sua memoria, per ricordarla e per rappresentare quello che lei è stato per la CISL. Avremo il congresso fra qualche mese della CISL di Belluno Treviso, come di tutte le strutture dell'organizzazione. Sarà quello anche un'occasione per celebrare la sua memoria e per ricordarla. Senta, oggi la CISL può anche raccontare di aver raggiunto un accordo importante. Sto parlando di quello legato al blocco dei licenziamenti, l'intesa tra il sindacato e il governo, un momento importante, tanto atteso, soprattutto in Veneto. Che cosa cambia? Allora, intanto CGIL e CISL Will, quindi l'abbiamo raggiunto assieme. Non mi piace usare toni trionfalistici, come nemmeno quelli denigratori che qualcuno sta usando. Ho letto qualche articolo, non voglio fare polemica, ma mi sembra quasi che si voglia demolire un aspetto importante, un punto importante che è stato raggiunto, che non è solo i contenuti dell'accordo che è stato sottoscritto, ma la modalità con cui è stato raggiunto, perché introduce il principio, mi scusi il gioco di parole, dei principi condivisi.
Quindi rispetto a un percorso di avvicinamento fino all'altro giorno, che sembrava desse la sensazione che il governo volesse fare da solo, si rintroduce il principio della concertazione, della condivisione degli obiettivi, del coinvolgimento delle parti sociali in una fase delicatissima della ripartenza del Paese, che secondo noi deve vedere partecipi tutti i soggetti che hanno valenza economica e sociale, e quindi questo principio secondo noi è il punto forte dell'accordo che è stato raggiunto. Dopodiché nel merito dell'accordo è stato superato quello schema molto rigido della separazione tra settori in crisi e da settori non in crisi, ovvero viene esteso comunque l'individuazione di settori in crisi, quindi il tessile, la moda e via dicendo, ma vengono anche viene lasciata la possibilità agli imprenditori, alle imprese che non licenzieranno di poter utilizzare ulteriori settimane di ammortizzatori sociali gratuiti, quindi senza nessun onere a carico dell'impresa, che vanno nella direzione che noi auspicavamo di un atterraggio morbido. Non volevamo un'uscita violenta e lacerante dal blocco, perché comunque è un blocco che sta durando da quasi 18 mesi, e volevamo un atterraggio morbido con le maglie fatte di questa rete, fatte di politiche attive, di formazione permanente e continua, di tavoli sulla sicurezza, la legalità, insomma tutti i principi condivisi che per noi erano necessari per far sì che l'uscita dalla crisi, dalla pandemia e l'introduzione e l'avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fosse funzionale a far crescere tutti allo stesso modo, per ridurre le disuguaglianze e per evitare che ulteriori lavoratori rimanessero a casa. Ricordo che, soprattutto per chi oggi guarda questo accordo con una superficialità o una sufficienza, ricordo che nel periodo della pandemia sono rimasti a casa 1 milione di lavoratori, i tempi determinati non avevano nessuna protezione, sono rimasti a casa. Quindi dovremo recuperare anche quei lavoratori che sono rimasti a casa, ma la ripresa dovrebbe consentire di fare anche questo, e soprattutto per noi era fondamentale la condivisione degli obiettivi e la discussione a tavoli aperti. Su questo mi pare che il governo ha dato un segnale molto forte. Infatti voi vi siete dimostrati molto soddisfatti perché dite questo è una sorta di patto sociale della base per la ripartenza del Paese. Ma allora per ripartire il Paese da dove deve partire? Cioè per assicurare lavoro a queste persone, da dove bisogna partire? Noi sono giorni che raccontiamo della mancanza di operai specializzati, della mancanza di lavoratori stagionali, mancanza di professionalità. A volte anche mancanza di voglia abbiamo dovuto raccontare. Allora da dove riparte un Paese? Guardi, accanto all'accordo, al decreto emanato ieri sera, supera anche il cashback, o almeno lo sospende. Allora, prima cosa, secondo noi, bisogna superare la logica dei sussidi. Non è con i sussidi che noi facciamo riprendere il Paese, far ripartire il Paese, perché si fa comunità e si dà cittadinanza alle persone se si dà il lavoro. Nel nostro nord-est siamo comunità, sempre stati comunità perché abbiamo avuto il lavoro, così come in altre parti del Paese. Dove c'è stato meno lavoro c'è stata meno comunità. Quindi per noi la logica dei sussidi va superata. Mi pare che questa è la direzione che il governo ha voluto intraprendere. Dopodiché serve una crescita forte, quindi flessibilità, competitività delle imprese, del sistema economico, quindi tutta la questione legata al PNRR, le riforme da attuare, la giustizia, il fisco. Abbiamo fatto molte proposte, mi pare che la Commissione Finanze della Camera e del Senato stanno definendo il documento conclusivo per la proposta di riforma fiscale, sulla quale anche noi come organizzazioni sindacali ci siamo spesi e abbiamo dato il nostro contributo. Quindi le riforme da una parte per consentire al Paese di recuperare competitività, ma dall'altra la protezione sociale. Quindi non si sarà ripresa, non si fa comunità se non ci sono le protezioni sociali. E quindi quando poi assistiamo a quelle vicende note, le cronache per cui non si trovano lavoratori, magari ci dovremmo anche domandare per quale motivo qualcuno preferisce andare a lavorare all'estero piuttosto che rimanere in Italia. Quindi un tema di salario da riconoscere e del peso del fisco sul costo del lavoro, sul lavoro. Un altro tema importantissimo che sembra essere che ci sia la volontà delle parti di mettere in agenda da qui in avanti. Quindi credo che
il quadro sia un po' questo. Su tutto la questione delle politiche attive. Noi veniamo da 20 anni in cui i centri per l'impiego sono rimasti fermi a un'economia di 20 anni fa. Ricordo che 20 anni fa non avevamo neanche gli smartphone. Quindi veniamo da quella storia, abbiamo bisogno di riformare, rinnovare velocemente gli assetti istituzionali, gli assetti organizzativi delle nostre strutture periferiche, non solo, facendo sì che questo favorisca l'incrocio della domanda e l'offerta del lavoro accanto alla riqualificazione, perché oggi la velocità con cui si perde il lavoro o cambiano le imprese, l'organizzazione delle imprese è talmente elevata che serve adeguare il mondo del lavoro a questa capacità, questa velocità delle imprese per far sì che ci sia questa prontezza da parte dei lavoratori di poter essere reinseriti nel mondo del lavoro. Questo è un altro pezzo dell'accordo raggiunto l'altra sera, formazione permanente, formazione continua. Secondo noi sono fondamentali accanto a tutti gli altri temi che abbiamo detto poc'anzi. Insomma, per questo possiamo definirlo un successo, questo accordo, onestamente, no? Perché di formazione c'è davvero bisogno. Poi nell'accordo tra il sindacato e il governo c'è l'anello mancante, ovvero gli imprenditori, perché anche gli imprenditori poi sono loro che devono avvalersi, no? Della cassa integrazione, cioè di tutti gli strumenti che vengono resi disponibili dal governo prima di arrivare al licenziamento. Qual è l'atteggiamento degli imprenditori veneti, secondo lei? Ma guardi, a me pare che non ci sia la volontà di come abbiamo detto anche questa mattina sui giornali, di voler approcciare la questione con scenari biblici, con un'ecatombe di lavoro, di lavoratori. Credo che da parte di tutti ci sia la volontà di affrontare questa fase delicatissima e strategica per la ripartenza e la crescita del Paese con il buonsenso e la responsabilità. Dipenderà ovviamente da tutte le parti in gioco. Per parte nostra, come organizzazioni sindacali, l'abbiamo fatta la nostra parte, non siamo andati verso lo scontro sociale, anzi abbiamo perseguito la logica del dialogo, del confronto a tutti i costi, siamo stati in piazza con le manifestazioni, ma sempre nella volontà di voler sederci al tavolo. È chiaro che se non ci fosse una risposta, dovesse esserci una risposta adeguata da parte delle imprese, delle associazioni che le rappresentano, prenderemo atto di questo e dovremo cambiare atteggiamento. Ma la sensazione è che da parte degli imprenditori stessi ci sia la volontà di fare questo, perché faccio questa affermazione, perché noi non più tardi di qualche mese fa avevamo avviato dei tavoli assieme a tutte le categorie, associazioni imprenditoriali di categoria di Treviso ma anche di Belluno, per provare a formulare delle ipotesi, strumenti, politiche attive sul territorio a prescindere da quella che era la strumentazione di legge normativa. E devo dire che su questo avevamo trovato la convergenza di tutti i soggetti, compresa la Camera di Commercio e Veneto Lavoro, che in qualche modo faceva da regia. Io credo che quello vada rispolverato nell'attesa, nelle more che si arrivi a questa riformulazione degli ammortizzatori sociali, delle politiche attive, della formazione, che richiederà comunque del tempo per essere definita e attuata. Quindi l'appello è, come abbiamo già fatto in questi giorni, alle associazioni imprenditoriali e a tutti i soggetti coinvolti di arrivare alla firma, alla sottoscrizione di questo protocollo per avviare questo tavolo permanente delle politiche attive che consenta di incrociare la domanda e l'offerta e di mettere a fattor comune le banche dati, perché è fondamentale mettere a fattor comune le banche dati. Esatto, in modo che insomma anche il sistema del mercato del lavoro sia più fluido e più fluido possibile. Massimiliano, grazie per essere stato in nostra compagnia, per aver ricordato insieme Gabriella nell'apertura di questa nostra intervista. Poi appena vi saranno le date dei funerali ovviamente lo comunicheremo anche per diffondere il più possibile questa notizia. Grazie segretario. Grazie a voi, grazie, buon lavoro, grazie. Buon lavoro, arrivederci. Noi parliamo ora di un altro argomento, avete sentito, abbiamo parlato della questione legata al lavoro, però io volevo dedicare comunque uno spazio all'interno di questa diretta all'omicidio di Elisa Campeol. L'abbiamo nominata con il presidente Zaia prima, ieri c'è stata l'autopsia sul corpo della ragazza, ricordo 35 anni, è stata accoltellata a Moriago della Battaglia mentre stava prendendo il sole da un giovane suo coetaneo che poi è risultato essere ben noto ai servizi dell'ULSS 2 perché seguito per un problema di disagio mentale. Io saluto e ringrazio Federica Sandi, consigliera segretaria dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, per essersi collegata con noi per aprire un po' uno squarcio su questo tema. Federica, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, grazie per essere con noi. Il caso di Elisa Campeol ha aperto uno squarcio sul disagio mentale sul nostro territorio, ma non solo, e sulla possibilità o meno di decidere, scegliere di affrontare o meno il disagio mentale e quindi di accedere alle cure. Come siamo messi in questo momento e ci conferma che ad oggi c'è ancora questa libertà di scelta? Allora, in teoria la libertà di scelta c'è, diciamo che sul territorio, sicuramente su tutto il territorio veneto, dovrebbe essere rafforzata la rete dei servizi che si occupano del benessere psichico e psicologico delle persone. Attualmente molti servizi sul territorio sono in sofferenza con il personale e stanno cercando medici psichiatri, psicologi e altri professionisti della salute mentale. C'è bisogno di rafforzare questa rete, perché la cosa che si può fare di fronte a questi eventi è lavorare sulla prevenzione. Quindi le persone devono poter accedere a servizi, sapere quali servizi ci sono sul territorio, e non sempre la popolazione, chi sta male, sa a chi si può rivolgere quando sente un disagio. Quindi le istituzioni devono trovare dei servizi anche snelli per far conoscere alla popolazione quali sono le offerte, quali sono le possibilità, e forse c'è bisogno di inventarsi nuovi servizi. C'è bisogno di innovazione su questo, si parla tanto di innovazione sociale, di innovazione in vari campi. Forse quella della salute mentale, della salute psicologica può essere uno di quegli ambiti, quelle aree in cui si può innovare e portare nuove offerte sul territorio. Di che tipo secondo lei? Di che tipo secondo lei? E intanto i servizi devono essere non soltanto quelli su cui prendo appuntamento, cioè il centro di salute mentale, l'ospedale, il medico, quindi io so che c'è qualcosa che non va, prendo il coraggio per andare, perché tante volte anche andare a un servizio di salute mentale può creare lo stigma, uno pensa di avere qualcosa che non va, quindi deve superare questo momento, quindi uno si reca e telefona. Però devono esserci anche servizi che riescono a cogliere, a captare sul territorio, nella relazione quotidiana, che c'è qualche disagio. Quindi i comuni, i territori, l'associazionismo può essere il contatto per far sapere alle persone che se hanno qualche dubbio, qualche sofferenza, qualche difficoltà, possono rivolgersi a qualcuno che può aiutarli, può comprenderli. Senta, secondo lei perché c'è questa carenza di psicologi, psichiatri forse, mi pare di capire, perché? È una domanda molto difficile. È l'accesso alla professione? È il... Di psichiatri, di psicologi ce ne sono, non c'è l'accesso alla professione. È una professione che viene ancora un po' stigmatizzata. Ci sono altre, come dire, persone che si inventano anche professioni di aiuto e che non sono qualificate per farlo, e spesso il cittadino si affida a loro, sbagliando anche, quindi deve sapere il cittadino a chi fidarsi. I servizi sono stati tagliati a volte, quindi forse anche chi governa deve decidere di reinvestire risorse nella salute psicologica e mentale, perché quando si arriva a questo disagio ormai conclamato, come gli episodi di cronaca che vediamo, ormai il bue è scappato dal cortile, insomma, ormai sono successe tante cose prima, quindi c'è bisogno di reinvestire anche risorse economiche. Secondo lei qual è la parte dei comuni in tutto questo? I comuni possono attivare servizi proprio sul territorio, per conoscere le persone, aiutarle a capire, a indirizzarsi nei punti di accesso. Io trovo spesso che i cittadini non sappiano proprio da chi andare. Non sappiano di avere un problema che può essere supportato da qualcuno. Quindi i cittadini, i comuni che sono sul territorio e conoscono i quartieri, conoscono le zone, sanno le caratteristiche e le problematiche di ogni zona, possono attivare dei servizi con professionisti, con associazioni, con cooperative, col terzo settore, ma anche con proprio i settori del comune, per riuscire a parlare con le persone, per capire qual è il fabbisogno, per capire qual è l'esigenza, per poter incanalare le richieste e le necessità. C'è molta paura nel dire che ho un problema psicologico, ho un disagio psicologico, c'è ancora questo stigma, questo timore di entrare dentro forse una specie di girone dantesco, nel senso si entra poi, diventa malato, si viene stigmatizzato come paziente.
Quindi ecco, lei dice i servizi sul territorio ci sono, ma non sempre forse vengono comunicati nella maniera più adeguata e non sempre sono così accessibili, è corretto? Esatto, devono essere potenziati. Devono essere potenziati. Anche fare la comunicazione sul territorio e poi uno chiama la segreteria del servizio e gli danno un appuntamento a 3 mesi. Diventa un po'... E non possiamo nasconderci, e lei potrebbe confermarmelo o meno, ma che il Covid abbia insomma, aperto un po' il vaso di Pandora, no? Abbia forse acuito il disagio soprattutto di fronte a certe situazioni di solitudine. Il Covid, come qualsiasi altra emergenza, ha fatto da amplificatore a fragilità che erano già presenti. Non è la causa delle fragilità. Per qualcuno può anche essere, però devo dire anche vorrei anche dire che per molti dei pazienti che seguo il periodo del Covid è stata anche un'opportunità positiva. So che sembra strano, però non vorrei dire che il Covid uguale tutto negativo. Certo, Covid, certo. Per chi aveva già una fragilità, un disagio, ha amplificato. Diciamo che adesso stiamo raccogliendo tanti casi, ma non vorrei fare questa associazione Covid uguale disagio mentale, perché no, sicuramente magari ha acuito alcune situazioni e ha creato una sorta, cioè se già c'era una carenza di personale probabilmente ve n'è stata ancora di più, proprio perché ci sono state più richieste di aiuto e proprio perché magari alcuni sanitari erano impiegati maggiormente in altro. Sì. Senta, una delle domande che si fanno in tanti, l'opinione pubblica si è domandata se l'omicidio di Lisa Campeol poteva essere evitato. Noi non abbiamo risposte, non esiste la risposta evidentemente, ma posso chiederle a lei personalmente, anche per il ruolo che ha, come ha vissuto questa tragedia? Allora, intanto quando siamo vicini alla famiglia e alle famiglie il dolore che stanno provando in questo momento, poteva essere prevenuto, non lo so, io credo che questo fa ritornare in mente questa cosa della rete, cioè il fatto che la rete dei servizi deve comunicare tra di loro tutte le varie parti che avevano in carico questa persona. Non voglio entrare veramente nella situazione perché sarebbe indelicato e poco onesto intellettualmente da parte mia dare delle ipotesi in merito. Io non so cosa sarebbe successo se ci fossero stati organizzati in maniera diversa, insomma, i servizi. È corretto però immaginare che ad oggi se una persona sceglie di interrompere le cure lo può fare? Sì. Non può venire ostacolato, è vero che ci sono anche delle forme di trattamento obbligatorio in caso il disagio dovesse arrivare ad un livello ingestibile, pericoloso per sé o per gli altri. Senta, lanciamo un messaggio se la sente alle famiglie che possono in questo momento stare condividendo il disagio di un loro familiare, insomma, rivolgersi a voi e diamo magari eventualmente anche qualche informazione pratica per orientarsi, ecco, di fronte a questo. Intanto non bisogna aver paura di chiedere aiuto e di cominciarlo anche dalle persone più vicine a noi, ognuno se ha un disagio può chiederlo alle persone di cui si fida, intanto personalmente. Ci sono poi i medici di base a cui si può chiedere aiuto e indirizzo rispetto al territorio dove ci si trova. Quindi possono essere un primo modo per conoscere quello che c'è. Ci sono i servizi sociali dei comuni che possono indirizzare gli assistenti sociali nei vari quartieri e nei vari servizi territoriali. Quindi è importante poter avere parlare del disagio che uno prova e chiedere aiuto nella situazione. Le persone ci sono, magari nel servizio pubblico c'è bisogno di avere un po' di pazienza, ma i professionisti sul territorio ci sono. Senta, l'ultima battuta, si può anche guarire, vero? Diciamo anche questo, nel senso che se poi uno affronta un percorso, è un percorso di speranza, diciamo un percorso verso la luce. Certo, sì, io vedo tutti i giorni questi cambiamenti, ci lavoro, danno insomma, speranza che sono faticosi, perché sono percorsi alcuni più brevi, alcuni più lunghi, ma si può fare qualcosa, si può superare la difficoltà. Bisogna avere coraggio e fiducia, ma i cambiamenti ci sono. Se posso raccontare, dipende anche dalla cultura in cui viviamo. In alcune culture il disagio mentale è visto come una possessione demoniaca e dopo si cura, passa.
E invece da noi è qualcosa che magari uno sta male e deve portarselo dietro quasi per sempre, invece non è così. Il disagio, il malessere può essere affrontato, si può superare e la vita offre molti anche cambiamenti e sorprese se uno si impegna. Esatto, come in tutte le cose, no? Come anche insomma, nella ricerca di un lavoro. Grazie Federica, grazie davvero per essere stata con noi. Federica Sandi, consigliera segretaria ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto. Grazie davvero. Grazie a voi. Buongiorno. Arrivederci e buon lavoro. Arrivederci. Allora, noi apriamo ora l'ultima parte della nostra edizione straordinaria perché ci colleghiamo, in realtà ci siamo già collegati ma per altri motivi, poi ve lo ricorderemo, con il primo rettore donna dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie, rettore, rettrice, forse ci confonderemo, credo che a lei non importi nemmeno tanto, no? No, non è importante, ma penso che ormai sia entrato, no, nel linguaggio comune, ci si sta abituando e il termine corretto che le rettrici d'Italia hanno deciso di prendere è proprio di magnifica rettrice, per cui rettrice va benissimo. Benissimo, allora partiamo proprio da qui. Io so che lei è stata dalla sua elezione, diciamo, travolta da un'onda mediatica incredibile perché con la sua elezione arriva anche la notizia che finalmente una donna è alla guida dopo, se non sbaglio, quasi 8 secoli alla guida dell'Università di Padova. Però noi l'abbiamo già conosciuta e io personalmente l'ho intervistata proprio in questa sede perché in pieno Covid lei si è occupata della gestione dell'università, un'università che dalla presenza passava di fatto allo streaming e lei si è fatta carico, no, di questo, cioè di non far perdere un'ora di lezione ai ragazzi per fare in modo che l'università restasse tale anche in piena pandemia e oggi è diventata rettrice. Che cosa è stata per lei questa elezione ma anche questa campagna di fatto elettorale? Allora guardi, la campagna elettorale è stato il primo passo importante perché ha fatto molto scalpore, molta notizia il fatto che io sia la prima rettrice in 800 anni ed è vero. Però è importante sottolineare che per la prima volta delle donne si sono candidate a questa carica e questo è importante, cioè non abbiamo mai avuto una rettrice donna ma in realtà in 800 anni nessuna si era mai candidata. I tempi sono cambiati perché in queste elezioni non soltanto io ma ben 3 donne si sono candidate, per cui il primo messaggio che voglio dare, un messaggio importante, è: le donne possono arrivare a certi ruoli però si devono anche mettere in gioco, per cui se si hanno le competenze, le predisposizioni bisogna mettersi in gioco e candidarsi. Logicamente poi la vittoria è stata un'emozione incredibile. Come le dicevo però, come lei sottolineava, noi arriviamo da un periodo lungo e difficile di gestione della pandemia. È vero, io sono stata in prima linea nel mio ruolo di prorettrice alla didattica, devo dire che però la nostra università ha risposto in maniera straordinaria, perché quando in un weekend, e io lo ricorderò sempre perché era l'8 di marzo, in un weekend abbiamo deciso che dal lunedì successivo più di 3.200 insegnamenti dovessero passare direttamente online, abbiamo avuto necessariamente abbiamo dovuto avere la collaborazione di tutti, per cui di tutti io intendo tutti i colleghi docenti, tutto il personale tecnico amministrativo e poi anche i nostri studenti che comunque hanno risposto veramente molto bene. Infatti ricordo il grande impegno, anche l'investimento di risorse, perché avete messo in campo delle risorse non da poco anche per dotare della strumentazione necessaria gli studenti universitari che non ne avevano, perché università è sempre stata inclusione, so che questo è anche un suo grandissimo manifesto. Sì. Quindi possiamo dirci soddisfatti di come è andata? Sì, possiamo dirci soddisfatti nel senso che l'università e la nostra università in particolare ha risposto davvero bene all'emergenza. Noi abbiamo già analizzato i dati perché lei prima diceva che noi abbiamo continuato ad erogare le lezioni online, ma non soltanto le lezioni. Noi in piena pandemia abbiamo fatto gli esami online, abbiamo laureato migliaia di studenti online e i dati ci dicono che non c'è nessuna differenza rispetto ai 2 anni accademici precedenti e questo era lo scopo che noi volevamo
vogliamo ottenere, cioè non fermare le carriere dei nostri studenti, che fondamentalmente significa non fermare la vita di questi ragazzi, perché a quest'età se per 2 anni li tieni fermi in un limbo, effettivamente li blocchi in quella che è la loro attività principale, che è quello di andare avanti con i loro studi. Certo, e rischi anche di perderli. Senta, ma in che momento è maturata la sua decisione di candidarsi? Guardi, la mia decisione di candidarmi è maturata anche durante questi 6 anni di prorettrice alla didattica, dove ho avuto veramente l'opportunità di conoscere il nostro Ateneo, che è un Ateneo straordinario, e per di più di conoscere anche l'estrema e la grande collaborazione che c'è all'interno di questa nostra grande casa che ci racchiude tutti quanti. E devo dire che anche la pandemia mi ha dato una spinta ad andare in questa direzione, proprio perché, le ripeto, ho visto una spinta straordinaria, mi sono messa in gioco e ho, come dire, testato anche molto le mie capacità di programmazione, di trovare una risposta da parte di tutti i colleghi, da parte del personale, e pian piano è maturata. E poi è iniziata una campagna che, le dico, non solo per la prima volta si sono candidate delle donne, ma è stata anche una campagna elettorale molto particolare, perché la maggior parte della campagna l'abbiamo svolta via Zoom. E vi assicuro che è molto diverso rispetto a quello che è successo negli anni precedenti, nelle precedenti elezioni. Senta, allora secondo lei di che cosa ha bisogno l'università di domani, quella che lei si appresta a guidare? Cosa manca allora, se possiamo dire? Io non so se siano proprio delle mancanze. L'università ha una grande fortuna che, basandosi sulla ricerca e sull'innovazione, è sempre in grado, come dire, non di attendere il futuro, ma in un certo qual modo di prevederlo, di prevenirlo. E quindi noi ci adeguiamo al mondo che va avanti e, ripeto, lo anticipiamo. Le sfide per il futuro sono veramente molte. E ci saranno sfide globali, ci sono dei temi che fino a pochi anni fa non esistevano all'interno della società, che vanno dalla sostenibilità, che non è soltanto sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità sociale, sostenibilità economica. Ma fondamentalmente la grande sfida per le università è che le università devono essere in grado di prevedere, per quanto riguarda la formazione, quelli che saranno i lavori del futuro. E noi dobbiamo riuscire ad immaginarci oggi quelli che saranno i lavori tra 10-15 anni. E questa è la grande sfida per l'università. E quello che sappiamo ora è che in futuro saranno sempre più richieste nelle professioni delle competenze che vanno verso l'interdisciplinarietà, per cui anche i saperi dovranno dialogare molto di più tra di loro. E quindi bisognerà adattare i curricula dei percorsi universitari a questo? Bisognerà adattare, noi in parte abbiamo già iniziato a farlo, e anche il PNRR, di cui si parla moltissimo, le università sono chiamate in prima persona anche con questo, il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza. Già nel PNRR è prevista, ad esempio, una riforma delle classi di laurea che vada proprio in questa direzione, cioè che permetta un maggiore dialogo tra le varie discipline. Allora, ha parlato e di questo riguarderà... Sì, prego. No, dicevo, questo riguarda sicuramente i percorsi di formazione, e poi l'altro grande punto fondamentale delle università è la ricerca, e anche la ricerca dovrà sempre andare più verso quella che noi chiamiamo proprio la transdisciplinarietà. Per affrontare le sfide globali occorre necessariamente la transdisciplinarietà. Tra l'altro, per quanto riguarda la ricerca, l'Università di Padova ha davvero fatto la parte del leone. Cioè, a che punto siamo con gli studi che state portando avanti? Ma la ricerca, l'Università di Padova, devo dire che nelle ultime 2 valutazioni della ricerca a livello nazionale, l'Università di Padova è sempre arrivata prima. Adesso stiamo affrontando la 3ª valutazione e vedremo i risultati più avanti. E l'Università di Padova, voi lo avete visto, insomma, anche con il Covid, certo, diciamo, anche con quelli che sono gli argomenti del momento, l'Università è sempre stata, ha collaborato moltissimo e ha dato una risposta proprio non soltanto dal punto di vista dell'assistenza, perché ricordiamo che l'Università di Padova ha il corso di laurea in medicina e chirurgia, e moltissimi dei nostri colleghi lavorano al Policlinico Universitario di Padova e in azienda, e quindi non solo una risposta in termini di assistenza, ma anche una risposta in termini di ricerca.
Senta, lei prima ha nominato la sostenibilità, i due grandi nuovi fronti sono appunto la sostenibilità e poi tutto quello che riguarda la digitalizzazione, quindi già stanno pensando di inserire materie come l'intelligenza artificiale addirittura nelle scuole superiori, quindi sicuramente questo è il futuro e sono le professioni del futuro. Come l'università dialogherà anche nel suo piano per i prossimi anni con il mondo del lavoro anche alla luce di questi cambiamenti? Guardi, le università hanno sempre dialogato con il mondo del lavoro e lo dovranno fare sempre di più in futuro. Nelle università noi abbiamo 3 missioni. Delle prime 2 ne abbiamo già parlato perché noi abbiamo per missione la didattica, la ricerca e poi c'è un'altra grande missione per le università che viene chiamata appunto terza missione. La terza missione è proprio il dialogo con il territorio, il trasferimento della conoscenza verso il territorio, verso le imprese, trasferimento anche dell'innovazione tecnologica verso le imprese. E questo dovrà avvenire sempre di più e le università, ripeto, questa missione nelle università è arrivata dopo le prime 2, non a caso forse si chiama terza missione, ma le università avranno sempre un ruolo maggiore proprio nel dialogo con il territorio. Devo dire che noi qui in Veneto siamo molto, noi siamo nella città di Padova, siamo con la città di Padova, per cui siamo già molto sul territorio, non solo con la città di Padova, ma con l'intero Veneto e poi logicamente in maniera più estesa anche a livello nazionale. Se noi parliamo di mondo del lavoro non possiamo non pensare a quante donne spesso sono costrette a scegliere, no? Tra una carriera professionale, magari dopo aver fatto degli studi importanti, e una famiglia. Forse lei è l'esempio, lei ha figli, è l'esempio che non sempre la scelta deve essere una scelta così divisiva. Come le è stato possibile, entro un po' nel personale, ma mi comprenda, parlare di questo aspetto che è molto caro in questo momento al mondo del lavoro, ma anche per cercare di capire quale potrebbe essere il welfare giusto, perché in una società non esistano queste differenze e non si debba scegliere. Come si arriva a diventare lettrice con una famiglia? Allora, quello che dice lei è importante, si deve arrivare a un punto in cui le donne non siano più forzate a scegliere. Le donne devono poter fare una scelta, per cui poter scegliere anche di non proseguire con la carriera, ma perché è una scelta, certo, oppure di poterlo fare. Per cui nel mio caso, di sicuro, sul personale, di sicuro ci vuole molta determinazione, ma come in tutte le cose, ci vuole molta organizzazione. E molta organizzazione e collaborazione anche da parte della famiglia, nel senso che io ho 2 figli che ormai stanno crescendo, uno è molto più grande, sono molto collaboranti, sanno, ma sono nati in una famiglia dove entrambi i genitori lavorano tanto, lavorano da sempre. Però le ripeto, questo è importante ed è per questo che anche noi all'università bisogna mettere le donne nelle condizioni di poter scegliere, se vogliono, di avere dei figli e di poter scegliere di avere dei figli e di continuare nelle proprie carriere. Per cui welfare all'interno dell'università, noi già stiamo aprendo un asilo nido, ad esempio, all'interno dell'università, ma nel mio programma, ad esempio, c'è anche la promozione al congedo di paternità, nel senso che non soltanto le donne, ma anche per gli uomini questo è importante. E quindi dare tutti quegli strumenti, noi già lo facciamo da tempo, oltre ad un asilo nido interno, però dare tutti gli aiuti anche nel periodo estivo, perché guardate, non è banale, noi non possiamo andare in vacanza 3 mesi alla chiusura delle scuole, per cui centri estivi, noi abbiamo un centro estivo che è il CUS, ma non soltanto, anche convenzioni con tutti gli altri centri estivi, per cui veramente dare proprio degli aiuti alle giovani o meno giovani, donne e uomini, ripeto, che vogliono crearsi una famiglia, che vogliono avere dei figli, di poterlo tranquillamente fare. Certo, e questo è diciamo un passo, no? Una concezione che dovrebbe entrare all'interno delle politiche di welfare, ma anche all'interno delle politiche aziendali. Ci sono aziende illuminate che abbiamo imparato a conoscere qui in Veneto, che già appunto da tempo offrono il servizio dell'asilo, e quindi possiamo immaginare che l'esempio dell'Università di Padova possa essere replicato anche all'esterno come una buona pratica. Dottoressa, io le chiedo di attenderci davvero pochi minuti, devo andare in pubblicità, poi torno da lei per parlare di un altro tema a me molto caro, che è quello della dispersione scolastica. Facciamo un ragionamento sui ragazzi che arriveranno all'università e quelli che l'università la stanno frequentando perché non lascino, diciamo, in corsa. Quindi davvero a tra pochissimo.
14:16, ben ritrovati in studio, siamo in diretta con Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova. Dopo 8 secoli è arrivata una donna, insomma, alla guida di un'istituzione così importante per la città, ma non solo, per la cultura in generale. Allora, Daniela Mapelli, parliamo di dispersione scolastica. Che cosa può fare un'università intanto per garantire che il percorso di studi, quindi dalla scelta, quindi con un buon orientamento, vada a buon fine e quindi consegni al mondo del lavoro un ragazzo, un giovane, ma con professionalità ma anche con soddisfazione, perché poi se siamo soddisfatti, abbiamo passione per quello che facciamo, viviamo bene, altrimenti no. Allora, un punto importante è che noi come Paese non possiamo nemmeno permetterci la dispersione all'università, perché ricordiamoci che siamo il penultimo Paese in Europa per numero di laureati. La percentuale di laureati in Italia arriva a stento al 28% a confronto di altri paesi europei, della media europea che è quasi oltre il 40%. Per cui il nostro Paese, oltre ad investire maggiormente sul diritto allo studio, sull'università, perché noi dobbiamo assolutamente aumentare il numero di laureati in questo Paese, a maggior ragione quando arrivano all'università non possiamo permetterci che ci siano degli abbandoni e quindi una dispersione. Le università possono fare molto in questo senso da più punti di vista, quindi non c'è un unico modo di agire. Allora, intanto un buon orientamento, e ricordiamoci che questo è stato preso in considerazione anche con questo nuovo PNRR. Il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza prevede proprio un punto in cui ci saranno degli investimenti per l'orientamento, quindi iniziare ad agganciare gli studenti delle superiori fin dal terzo anno e orientarli maggiormente in quelli che sono gli studi, diciamo, maggiormente nelle loro corde. Dopodiché, una volta arrivati all'università, per evitare, noi abbiamo moltissime azioni in atto che vanno dal tutoraggio, quindi gli studenti con più difficoltà vengono affiancati specialmente per alcune discipline o per alcune materie, soprattutto nella fase iniziale, perché guardate, a volte le difficoltà in università sono dovute sì in parte magari ad alcune materie che bisogna studiare molto, ma a volte gli studenti si perdono all'università perché l'università è molto diversa da un liceo, sei tu che ti devi dare i ritmi, i tempi. E quindi per alcuni ragazzi o ragazze questa cosa risulta un po' difficile, quindi affiancati con dei tutor e vengono molto seguiti, soprattutto nei primi anni, perché poi una volta che sono avviati gli studenti, come dire, le studentesse vanno per conto loro. E poi però non è sufficiente perché l'orientamento non deve essere soltanto in entrata, ma deve essere poi anche un orientamento in uscita, quindi anche un accompagnamento nel mondo del lavoro. Secondo lei invece, andando ai più piccolini, perché a volte non si sceglie l'università? Guardi, allora, i motivi possono essere tantissimi. Allora, questo Paese dovrebbe investire maggiormente nell'università. In alcuni paesi anche molto vicino a noi, ad esempio la Germania, l'università è gratuita. Significa che gli studenti che si iscrivono in Germania non pagano le tasse universitarie e quindi questo dà la possibilità a molti più studenti e studentesse di potersi iscrivere, quindi indipendentemente diciamo dal reddito familiare. E la stessa cosa avviene anche in Francia, non esattamente nello stesso modo, però le tasse che pagano gli studenti francesi sono veramente inferiori. Questo significa che però vivono i paesi tipo la Germania e la Francia investono molto più del loro PIL nell'università rispetto a quello che avviene in Italia, per cui garantire un diritto allo studio, questo è già un primo passaggio. E poi le ripeto, un orientamento e far capire comunque che accrescere il proprio livello culturale quindi poi permette anche di avere lavori successivamente, quindi trovare anche allocazione poi nel mondo del lavoro. E su questo, ripeto, anche il nuovo PNRR vuole lavorare molto, comprendendo proprio una parte cospicua di investimenti proprio sull'orientamento dalle scuole superiori verso l'università. Cosa c'è, dottoressa, nel recovery per l'università? C'è moltissimo. Nel PNRR sono descritte 6 missioni fondamentalmente e una ad esempio riguarda interamente l'università e lì è la scuola e l'università ed è la missione numero 4. Sono previste, ripeto, tutta una serie di riforme, ma sono previsti anche moltissimi fondi, si parla di miliardi di euro, proprio da investire sull'università in ricerca e innovazione. Quindi il Paese davvero scommette sulle università.
proprio per la ricerca e l'innovazione, perché solo così si può dare una spinta per una ripartenza al Paese. E le università però devono a questo punto rispondere in maniera seria e responsabile, anche perché il tempo è molto poco, dal momento in cui usciranno, poi ci sono 6 anni e ricordiamoci che si tratta di investimenti, per cui tra 6 anni si dovranno esattamente portare i risultati per la ripartenza effettiva del nostro Paese. Quindi insomma lei è davvero una grande responsabilità, perché proprio si è insediata, diciamo, nel momento in cui davvero lo Stato, ma insomma l'Europa in generale, ha capito il ruolo fondamentale della cultura per lo sviluppo di un paese, e quindi davvero ci sono 6 anni, ma come giustamente dice lei bisogna fare presto, bisogna andarli a prendere questi fondi e bisogna concretamente saperli spendere bene. Assolutamente. E le dico, non soltanto l'Europa, sa che noi siamo rimasti stupiti, ma nell'anno del Covid noi abbiamo avuto un boom di immatricolazioni. Cioè noi quest'anno, nell'anno Covid, abbiamo avuto 22.000 immatricolati, quasi 3.000 matricole in più rispetto all'anno precedente, e questo davvero mi fa ben pensare per il nostro Paese. In un anno anche economicamente così difficile, le famiglie hanno deciso di investire sull'istruzione universitaria dei propri figli, e questo è davvero un bel segnale per il Paese. L'ultimo tema che voglio affrontare con lei è quello dell'inclusione, no? Voi avete dei servizi specifici per la disabilità, cioè questo è in generale il vero diritto allo studio, no? L'abbiamo nominato per altre forme, in questo caso io so che l'Università di Padova si è impegnata molto in questo, ci racconta qualcosa? Guardi, sull'inclusione noi sono anni che lavoriamo, anzi io penso che adesso tutte le università abbiano un delegato per l'inclusione, ma è partito proprio da Padova anni fa lo studio proprio sull'inclusione. E noi parliamo di inclusione, cioè ci sono moltissime disabilità, ma devono partire fin dall'entrata e attenzione quindi particolare anche nei test d'ingresso, nell'accompagnare i ragazzi, e noi siamo andati molto oltre, e i ragazzi, noi abbiamo, oltre ad avere un ufficio e un delegato per l'inclusione e la disabilità, ripeto, questo tra l'altro adesso è obbligatorio per legge per le università, noi abbiamo anche dei responsabili all'interno di ogni dipartimento, di ogni corso di studio, per cui i ragazzi che hanno necessità particolari, magari possono averle per tutta la durata degli studi, possono avere fragilità anche momentanee, vengono molto seguiti, perché non soltanto nella missione, quindi nei test di ammissione, ma poi anche per tutte le prove d'esame, per cui ci sono esami che vengono fatti anche in maniera differente per alcuni studenti che hanno esigenze particolari, vengono molto seguiti, c'è un ufficio a cui si possono riferire. E ripeto, inclusione però vuol dire tante cose. Noi all'interno dell'università abbiamo un servizio psicologico e psichiatrico gratuito per tutti i nostri studenti che hanno dei momenti particolari o dei momenti appunto che possono essere di fragilità piuttosto che problemi psicologici più o meno gravi, ma abbiamo anche un servizio sempre guidato dagli psicologi per i vari problemi di apprendimento, per cui studenti che possono avere delle difficoltà durante il percorso degli studi si possono riferire a questi servizi per avere appunto un sostegno, un aiuto piuttosto che altri tipi di interventi. Stiamo tra l'altro seguendo anche dei progetti particolari proprio su esigenze speciali, per cui dei percorsi anche personalizzati sui singoli, proprio nell'ottica dell'inclusione, e questo lo facciamo sia sugli studenti ma anche sul personale, per cui davvero un'università inclusiva, questa secondo me è il futuro e non dovrebbe esserlo solo per l'università, questo è il futuro per la società. Certo, io so che lei ha calcato molto su questo, uno dei suoi cavalli di battaglia, noi non possiamo fare altro che farle un in bocca al lupo per questa esperienza meravigliosa e che ritengo possa essere davvero di esempio, no? Prima all'inizio lei ha detto non c'ero solo io, c'erano altre candidate, questo davvero ci racconta un cambio di passo importante anche nella percezione, no? Di che cosa si può fare fino a dove si può arrivare nella vita. Quindi grazie davvero Daniela. Ringrazio voi davvero moltissimo. Grazie Daniela Mapelli. Arrivederci. Alla prossima, arrivederci, grazie. Buon pomeriggio.
Grazie e buon lavoro. Allora, abbiamo avuto modo così di conoscerla un po' di più, primo rettore donna dell'Università di Padova, rettrice come giustamente deve essere definita. Ora vi diamo una notizia, è stata battuta dall'ANSA davvero da pochi minuti ed è legata all'arrivo del generale Figliuolo a Cascia, il paese di Santa Rita. Figliuolo ha detto: ho chiesto a Santa Rita di aiutare l'Italia ad uscire da questa pandemia, a far sì che la campagna vaccinale proceda e che tutti gli italiani ne capiscano l'importanza. Confidenti nella scienza ma anche nella spiritualità, auspico che Santa Rita da Cascia posi la sua santa mano sopra di noi per far in modo che ne possiamo uscire. Quanto ha detto appunto davanti all'urna che custodisce il corpo di Santa Rita a Cascia il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid. Quindi insomma ci sembrava importante darvi anche queste sue dichiarazioni oggi. Prima di chiudere vi ricordiamo sempre per parlare di riavvio che il 3 di luglio, ovvero sabato, inizieranno i saldi, davvero un'occasione di speranza per moltissimi commercianti che hanno pagato lo scotto della crisi e della pandemia. Vi facciamo vedere il servizio realizzato dalla redazione di Padova legata proprio all'avvio dei saldi di questa stagione estiva. Il via ufficiale il 3 luglio, promozioni e sconti sono già partiti. Sarà corsa ai saldi con un volume d'affari quasi pre-Covid per Padova e provincia, secondo l'osservatorio economico di Confesercenti. Attualmente abbiamo una rilevanza intorno al 68% che ha risposto positivamente, che è intenzionato all'acquisto, ma credo che si espanderà l'acquisto. Perché effettivamente c'è interesse. Padovani pronti a spendere una media di 155 euro a famiglia, con un volume d'affari che potrebbe superare i 42 milioni di euro. Cifre interessanti se si pensa che 3 intervistati su 10 nel 2020 non hanno fatto acquisti con i saldi. Affari sostenuti dai comuni che stanno organizzando eventi a margine delle aperture serali nei negozi per l'avvio dei saldi. I saldi comunque hanno una loro forza nella parola saldi, per cui sono sinonimo di affare, di acquisto, però in questo momento un aiuto come quello che stanno facendo un po' tutte le amministrazioni comunali oserei dire fondamentale. Insomma, il sereno pare dietro l'angolo sia tra i consumatori sia tra i commercianti. Contiamo molto che dal 3 luglio in poi ci sia una ripresa vera. I saldi potrebbero essere quella scintilla, quel catalizzatore che provochi un po' una ripartenza nel mondo del commercio, che è fondamentale, e sono anni di sofferenza. Io ricordo sempre che è arrivata la pandemia nel momento proprio sbagliato, cioè mentre i consumi stavano cominciando a riprendersi. Questo era il nostro ultimo servizio, allora un in bocca al lupo per l'avvio anche dei saldi. Io vi ringrazio per essere stati ancora una volta in nostra compagnia. L'edizione straordinaria di Antena 3 torna domani, mentre i nostri notiziari con tutte le notizie da Veneto e dalle città del Veneto a partire dalle 18:30. Arrivederci.